Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È venerdì 13 giugno. Cominciamo dalla Padania in una giornata in cui, per la verità un po' limacciosa verrebbe da dire, riemergono alcune questioni del passato e alcuni articoli della Lega sulla Lega, in particolare su Espresso, il settimanale L'Espresso, con qualche eco sugli altri giornali, in primis sul quotidiano Libero, come vedremo. Ma cominciamo dalla Padania e dalle purghe democratiche, PD. Bufera nel partito sulle riforme, 14 senatori si autosospendono e accusano il Premier e il ministro Boschi di autoritarismo. Intanto il sindaco del PD di Venezia patteggia, torna libero e non molla la poltrona. Come scrive Marco Travaglio in prima pagina sul Fatto Quotidiano, rubo, patteggio e torno. Maroni commenta, ma non dovevano mandarlo via a calci nel sedere? Salvini, la solita doppia morale della sinistra. Alfano dove sei? Titola ancora la Padania, invasi e felici, il governo va avanti con l'operazione Mare Nostrum e poi il Veneto ha deciso referendum per l'indipendenza entro 6 mesi e infine sempre dalla Padania in prima pagina, venti di guerra Al-Qaeda verso Baghdad, il presidente degli Stati Uniti Obama si dice pronto a intervenire. Il primo piano della Padania però dedicato all'operazione Mare Nostrum, la Lega per lo stop va fermata subito, operazione demenziale, domenica e lunedì, dice Matteo Salvini, sarò in Sicilia perché la Lega vuole fermare gli sbarchi, sono uno sconcio, il PD è corresponsabile di ogni morto in mare. I 12 sindaci siciliani, i Blei, scrivono ad Alfano, siamo al collasso. Anche il Dalai Lama propone aiutiamoli a casa loro, in visita in Italia. Se si chiamano rifugiati vuol dire che fuggono da qualcosa, ma il buon cuore per accoglierli non basta, ha detto il Dalai Lama. Bisogna avere il coraggio di dire quando sono troppi e di intervenire nei loro paesi per costruire lì una società migliore. Non è possibile pensare, ha detto il Dalai Lama, che sia sufficiente l'accoglienza a risolvere il problema. Gli italiani, i siciliani soprattutto, stanno dimostrando gran cuore. Ma per risolvere il problema dei profughi è necessario intervenire in quei paesi, impegnarsi per superare le guerre, spesso a sfondo religioso, che provocano gli esodi e superare anche il grande divario tra ricchi e poveri. Mare Nostrum, orgoglio di Renzi, continua l'operazione clandestini, titola la Padania, bocciata in Senato la mozione della Lega Nord per l'interruzione immediata della missione che costa 10 milioni di euro al mese e favorisce la partenza quotidiana di migliaia di stranieri. La nostra richiesta era sacrosanta, ha detto il senatore Sergio Divina in aula. Solo la miopia della maggioranza ha portato alla bocciatura. Bisogna bloccare le frontiere e dare il via ai respingimenti. Poi c'è il primo piano sulla guerra nel PD, scoppia la rivolta contro Renzi, l'epuratore. La rivolta portata avanti da 14 senatori. E intanto, a proposito del Veneto, il giorno dopo aver votato la legge che dà mandato al presidente Zaia di negoziare col governo l'indizione di un referendum sull'autonomia differenziata, il Consiglio regionale del Veneto, a maggioranza, con voto nominale, ha detto sì all'indizione di un referendum sull'indipendenza per chiedere ai veneti se sono favorevoli a fare del Veneto una repubblica indipendente e sovrana. Il Consiglio regionale ha detto l'ultima parola sull'argomento della consultazione referendaria per un Veneto indipendente, dopo aver impegnato sul tema 6 sedute nel giro di 2 anni, sfidando i rischi di una possibile impugnativa da parte dello Stato per illegittimità costituzionale o addirittura dello scioglimento del Consiglio regionale del Veneto per atti contrari alla Costituzione. L'Assemblea legislativa del Veneto, il Consiglio, ha stabilito di indire il referendum entro 6 mesi, in una data che sarà individuata con apposito provvedimento, chiamando al voto tutti i cittadini residenti in Veneto. Il risultato sarà valido se avranno votato la metà più uno degli aventi diritto. I costi della consultazione, 14 milioni, saranno sostenuti con erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini e imprese. A proposito di Veneto, la rubrica Quattro Ciacole sulla Padania, Marco Marcolin parla con Igor Iezzi, Marcolin deputato trevigiano della Lega, ex sindaco di Cornuda, un leader forte, idee chiare, modello Lega da esportare, sembra di essere tornati agli anni buoni del movimento, c'è una ritrovata fiducia nei militanti e tra gli elettori,
conduciamo da sempre battaglie su cui alla fine tutti sono costretti a darci ragione, dice il deputato trevigiano del Carroccio. Sempre dalla Padania, poi la spending review non è uguale per tutti. Si parla di Banca d'Italia che predica controlli sulle spese mentre dà il via a 112 promozioni. Tra stipendi e pensioni Banca Italia costa più di 1 miliardo di euro all'anno. Ogni dipendente costa in media 122.000 euro. E sempre dalla Padania di oggi, a pagina 11, la Lombardia risparmia milioni e premia i virtuosi. A proposito di spending review, tagli ed efficienza, parla l'assessore all'economia della regione Lombardia Garavaglia. Il bilancio è sceso da 28 a 19 miliardi in 4 anni, con enorme sforzo per l'autofinanziamento. Solo sui ticket 65 milioni di tasse in meno, altri 250 milioni girati ai comuni. E chiudiamo con gli impegni odierni di Matteo Salvini, segretario federale della Lega Nord, oggi alle 12 in trasmissione televisiva su Antenna 3, orario continuato, alle 13 trasmissione TV su Tele Lombardia, prosieguo di orario continuato, ma continua anche la campagna referendaria. Chiamalo 0266 234 234 per il gazebo più vicino, oppure si può consultare l'elenco completo dei gazebi a pagina 14 della Padania e l'elenco completo anche sul sito vieniafirmare.org e leganord.org. Proseguono la raccolta firme per il quesito sul reato di immigrazione clandestina da ripristinare. Ma vediamo la prima pagina del Corriere della Sera. Tensioni nel PD, la stretta di Renzi. La sostituzione di Corradino Mineo, già direttore di Rai News 24, poi senatore del PD, nella Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, ha lacerato il PD. 14 senatori si sono autosospesi e hanno accusato i vertici del partito di avere epurato il parlamentare dissidente, il giornalista Mineo. Ira di Renzi: non fermeranno le mie riforme, il PD non è un taxi che uno prende per farsi eleggere e non lascio il paese a Mineo, dice Matteo Renzi. 10 milioni di perdite nel partito, e qui abbiamo un argomento che riguarderà anche la Lega, come vediamo, come abbiamo anticipato prima, sull'Espresso, in particolare i due servizi. Ad ogni modo, 10 milioni di perdite nel Partito Democratico. Sono stati chiamati degli avvocati antisprechi, racconta Maria Teresa Meli, per risanare i conti del Partito Democratico. 10 milioni e 812 mila euro. Quando Francesco Bonifazi, il nuovo tesoriere del PD, versione renziana, si è trovato di fronte a questa cifra, a tanto alla fine della festa ammontavano le perdite delle casse del partito, non ha avuto uno svenimento, ma poco ci è mancato. Dopodiché il lato pragmatico dell'uomo ha preso il sopravvento sui numeri disastrosi, il buco da 10 milioni e 800 mila euro nelle casse del PD. C'è un'unica cosa da fare, anzi tre: chiudere con la gestione poco accorta del passato, guardare al futuro e affidare a un'entità terza, imparziale, la valutazione degli sprechi e dei possibili tagli. Individuato uno studio legale, il DLA Piper, i cui membri hanno vinto diversi Top Legal Awards, in modo che la precedente dirigenza del PD non potesse accusarlo di faziosità. Quindi il nuovo tesoriere Bonifazi è andato avanti nella sua difficile opera di risanamento e si è posto un obiettivo ambizioso per fine 2014, il pareggio di bilancio. Come? Con un taglio del 40% dei costi dell'onerosa macchina del PD. Operazione chirurgica difficile che non avverrà con tagli lineari, toccherà anche il personale, ma senza licenziamenti, perché il partito di Renzi non può permetterselo. Operazione complessa, ma fino a un certo punto, perché lo studio a cui Bonifazi ha affidato la due diligence, cioè l'esame dei conti, per venire a capo dei buchi neri del PD, ha scoperto che gli sprechi erano tanti e, aggettivo interessante, inspiegabili. Oltre alla sede nazionale del PD, dove ci sono tutti gli uffici, il PD ne ha una in via Tomacelli, sempre in centro a Roma, disabitata, affittata per 900.000 euro all'anno. Contratto ovviamente disdettato dal nuovo tesoriere, ma di sede più piccola ce n'è un'altra, nella centralissima via del Tritone, 2 passi dal Nazareno, e questa costa solo 100.000 euro all'anno, solo si fa per dire, nel contratto d'affitto non è prevista disdetta. Buon esempio di gestione oculata dei soldi del partito. Tra spese della segreteria e dei diversi forum, nel 2013 se ne sono andati allegramente 1.020.000 euro. Come non bastasse, c'è il buco nero del quotidiano L'Unità. L'Unità è passata di mano oggi, c'è un gran casino anche in quel giornale, per usare un termine
un termine così, per così dire un po' basso, però quello è. Ieri sono stati nominati 2 liquidatori del quotidiano L'Unità. L'iniziativa non spettava al tesoriere, ma si è occupato lui, Bonifazi, di coordinare l'operazione per salvare il salvabile e rilanciare il giornale, che altrimenti rischiava la chiusura definitiva. Bonifazi, scrive ancora il Corriere, non vede l'ora di togliere, non tanto dalle sue spalle quanto da quelle del PD, il peso del passato e ha già ridotto di molto i costi della politica. Elezioni europee 2009, tanto per fare un esempio, costarono al PD 13 milioni e mezzo. Quest'anno il PD di Renzi ne ha sborsati 3 milioni e 2, tutti soldi ben spesi, visti i risultati, osservano i sostenitori del segretario. Ma al tesoriere Bonifazi non basta. Nel 2012 i costi della segreteria dell'epoca Bersani si aggiravano sui 640.000 euro. Nel 2014, ha deciso Bonifazi, non si andrà sopra gli 80.000, perché non è più tempo di scherzare con i costi della politica. Così il Corriere, che anticipa la questione in prima pagina, il bilancio del PD, 10 milioni di perdite, e il tesoriere nuovo alle prese con le questioni. Intanto il sindaco di Venezia, dicevamo, nell'inchiesta sul Mose di Venezia, Giorgio Orsoni, ha concordato un patteggiamento a 4 mesi, è tornato libero, non si è dimesso dalla carica di sindaco, anzi ha criticato Renzi, premier superficiale e deludente, ha detto il sindaco di Venezia. L'inchiesta di Napoli e la finanza, il sistema delle tangenti, l'altro capitolo. In prima pagina sul Corriere, poi c'è Obama che dice in Iraq valutiamo azioni dopo l'avanzata degli integralisti islamici, e un fatto orrendo di cronaca dalla periferia sud di Milano, tra via Ripamonti e San Donato Milanese, rapinatori in fuga ieri pomeriggio intorno alle 16:30 sulla tangenziale a 200 all'ora hanno travolto e ucciso un architetto, un uomo, un automobilista 49enne che era quasi fermo lì in coda. I 3 poi sono riusciti a sopravvivere e a fuggire dall'auto, che risulta intestata a un marocchino intestatario di altre 60 automobili, un prestanome conosciuto negli ambienti della malavita. A bordo c'erano 3 persone che sembravano nordafricane, a bordo dell'auto che ha investito l'auto di quest'uomo di 48 anni che è rimasto ucciso sul colpo. Alcuni testimoni hanno visto fuggire queste 3 persone, sparire nei campi, e naturalmente sono ricercate. Ma il primo piano del Corriere è dedicato al caos su Mineo, si autosospendono 14 senatori, di questo però avete già avuto ampio resoconto. Insomma, l'ex direttore di Rai News 24 non è andata giù che sia stato sostituito perché lui la pensa diversamente da come la pensa il segretario del partito e presidente del Consiglio Renzi sulle riforme. C'è chi evoca la scissione, Renzi fa pesare il 40% alle europee e dice basta, si decide a maggioranza, non ho certo preso i voti per lasciare il paese. A Mineo, dice il presidente del Consiglio. Poi c'è un vertice tra il premier Renzi e Berlusconi in vista. Il Corriere parla anche di concessioni alla Lega da parte della maggioranza di Renzi sul federalismo, sul titolo quinto, si vedrà, sono tutte frasi vuote per il momento. Riforme, l'offerta sul titolo quinto, ma Forza Italia vuole altre modifiche. E poi il Corriere si occupa con un trafilettino miserrimo del referendum per l'indipendenza in Veneto. Il Consiglio regionale Veneto ha approvato un referendum per trasformare la regione in una repubblica indipendente e sovrana. Libero lo mette in prima pagina. Il giorno prima l'Aula aveva dato mandato al governatore Zaia di negoziare con il governo l'indizione di un referendum sull'autonomia differenziata. Il giorno dopo il passo più forte, repubblica indipendente e sovrana. A favore 30 consiglieri su 45, 12 contrari, 3 astenuti. Alcuni non hanno votato il referendum indetto entro 6 mesi. Resta il problema della legittimità costituzionale e addirittura del possibile scioglimento del Consiglio regionale del Veneto per atti contrari alla Costituzione. Finalmente un gesto politico che pesa, che ha un significato. Volete sciogliere il Consiglio regionale del Veneto? Vediamo cosa succede. Sempre poi dal primo piano del Corriere della Sera, la questione delle tangenti a Venezia, Orsoni che se la prende con Renzi, il sindaco che ruba, patteggia e torna, come direbbe Travaglio, anzi come dice Travaglio oggi in prima pagina sul Fatto Quotidiano, superficiale e farisaico, così Orsoni ha definito Renzi. Il sindaco è pronto a patteggiare. Il mio rimpianto, dice il professor Orsoni, insieme al maggiordomo nel palazzo nobiliare in cui vive, il mio rimpianto è di avere accettato la candidatura.
Non ho un passato e neanche un futuro in politica, avevo deciso da tempo di dire basta. Da tempo quanto? Dal 2010, da quando è stato eletto? Marea montante, accodarsi a un'ingiusta marea montante, ha detto il professor Orsoni, sindaco emerito di Venezia, può essere un problema per chi governa. Il Corriere poi si occupa di farci conoscere anche i verbali del primo cittadino, cioè cosa ha detto ai magistrati il sindaco Orsoni, che ruba, patteggia e torna. Mi hanno usato, ero la Madonna Pellegrina, fu il Partito Democratico a dire di chiedere i soldi a Mazzacurati e io cosa ho fatto? Li ho presi, li ho chiesti. Fantastico, no? Ho espresso dubbi sui finanziamenti del consorzio, poi sbagliai a non oppormi. Te capì? E perché lui è un professore, hai capito? Le cose le inquadra dal punto di vista teorico, ma i quattrini erano contanti, tra l'altro. Non sapevo fossero illeciti, dice il sindaco. Persone così, i magistrati, agiscono in modo discreto. Una busta lasciata con vereconda indifferenza e non fruscianti mazzette. Quasi incredibile. Sembra di vederlo seduto davanti ai PM. Sì, sono Giorgio Orsoni, il sindaco. 4 giorni fa, 26 pagine di verbale, Orsoni racconta della sua avventura elettorale 2010. Lui, di mestiere, scrive il Corriere, fa l'accademico e mai si era dedicato alla politica fino a quella volta. Premette quanto gli fossero estranei quegli ambienti. Nessuna esperienza avevo, racconta Orsoni ai magistrati, i quali gli dicono: certo, signor sindaco, lo capiamo benissimo, sappiamo bene che lei veniva dal pianeta Marte, e giura di essere stato abbastanza a digiuno anche su come reperire risorse. Certo, lei veniva da Urano, non da Marte. Mi venivano a dire: guarda che c'è il tuo concorrente Brunetta che è in vantaggio, ha raccontato Orsoni ai magistrati, secondo quel che riporta il Corriere dei Verbali del sindaco di Venezia. Si dice che ha 1 milione di euro, quindi tu fai la figura del pezzente, gli dicono quelli del PD a Orsoni. E poi insistevano perché fossi io stesso a finanziare. Metti mano al borsino, gli dicevano a Orsoni, visto che stai bene, sei ricco, c'hai il palazzo nobiliare, il maggiordomo, hai un ricco conto in banca, foraggia, gli dicono quelli del PD. Mi dicevano: dati da fare per far arrivare risorse adeguate, perché sennò rischiamo di andar male. Io mi sono adattato, questo non lo nego, e ho insistito con Mazzacurati, uno a caso, vado da Mazzacurati. Avevano chiesto a lui di farsi avanti con l'allora presidente del consorzio Venezia Nuova, perché Orsoni conosceva bene Mazzacurati. Il re del Mose alla fine gli sgancia 560.000 euro per i 4 quinti in contantoni, in monetine, fruscianti, come direbbero i magistrati. Ma Orsoni inizia il suo racconto ai magistrati precisando che: ho scoperto solo dalle carte giudiziarie che la mia campagna elettorale è stata finanziata in modi non corretti. Pur ponendomi problemi d'opportunità, accettai che il finanziatore fosse Mazzacurati, quindi lo sollecitai. Le pressioni per avere soldi si sono fatte sempre più forti, quasi esclusivamente da parte di esponenti del PD. Chi erano? Il segretario Michele Mognato, segretario provinciale, e poi un po' tutti, ma in particolare Davide Zoggia, allora presidente della provincia, oggi deputato. Ci sono su di lui oggi articolini interessanti a proposito di quanto interessato, diciamo, alle cose pratiche, per metterla così, fosse Zoggia, che poi è andato a Roma, e tanti altri minori della segreteria. Proprio a Mognato e Zoggia, Orsoni ricorda di aver espresso dubbi sull'opportunità del finanziamento da parte del consorzio Venezia Nuova di Mazzacurati e racconta chi gli chiese di candidarsi, per esempio Cacciari, e fra gli altri Gianpietro Marchese, tesoriere e consigliere regionale del PD. A proposito di Cacciari, ricorda cosa gli disse Mazzacurati: mi sono sempre occupato delle campagne elettorali, anche quella del tuo predecessore, gli avrebbe ripetuto Mazzacurati a Orsoni. Il professore sindaco Cacciari dice che il gran capo del Mose, parlandogli della campagna elettorale che finanziava da una parte all'altra, gli aveva detto: Brunetta si è già fatto vivo per chiedere finanziamenti. Conosco tanti imprenditori, posso metterci una buona parola, gli aveva confidato. Così Orsoni si era persuaso a dargli, come racconta lui stesso, il conto corrente del mio mandatario, e gli dissi: se conosci qualcuno, eccolo qua. Domanda: Mazzacurati le ha mai consegnato brevi manu del denaro? Mai, risponde Orsoni. Può anche essere che mi abbia lasciato dei plichi da qualche parte e che io li abbia mollati lì. Una versione che convince i PM, i quali, nel dare parere favorevole alla richiesta di patteggiamento di 4 mesi da parte di Orsoni, deciderà il GUP, scrivono:
Tra persone di mondo, questi affari si regolano con comportamenti concludenti e discreti, senza formule sacramentali e atteggiamenti grossolani, scrivono i PM. È plausibile che la consegna a domicilio sia stata la semplice collocazione di una busta anodina in una stanza qualunque, con vereconda indifferenza e reciproche cavalleresche cortesie. Questo lo scrivono davvero i magistrati, E escludono dunque i magistrati la possibilità di una frusciante mazzetta. Ritengono poco plausibile che un candidato del prestigio di Orsoni potesse accettare fondi con iniziative personali diffuse e petulanti, scrivono i PM, ma dicono anche che si è prestato, non opponendosi, a una strategia di finanziamento occulto elaborata dai vertici del partito, che aveva minacciato di non occuparsi più della campagna elettorale se lui, Orsoni, non avesse provveduto a reperire fondi anche con risorse personali. I magistrati obiettano a Orsoni: lei non ha detto al partito andateci voi da Mazzacurati a chiedergli i soldi? Orsoni risponde: è vero, questa è stata una mia debolezza, non mi sono opposto. In tutto questo sono stato usato, mi pareva di essere la Madonna Pellegrina, e i magistrati gli hanno creduto. Uno dei punti chiave dell'accusa è la consapevolezza di aver avuto finanziamenti illeciti. Le hanno dato conto del fatto che fossero arrivati i soldi? Non in modo esplicito, ha risposto Orsoni. L'ho potuto desumere dal fatto che tante manifestazioni messe in dubbio poi sono state fatte, quindi ho capito che le risorse ci fossero. Così Orsoni ai PM. Gustatevelo questo articolo, pagina 9 del Corriere della Sera, con le considerazioni dei magistrati sul fatto che non è possibile che uno come Orsoni prende la mazzetta frusciante. È possibile che la busta sia stata lasciata con vereconda indifferenza e non fruscianti mazzette. Mentre a proposito di mazzette, la Guardia di Finanza, posti barca, donne ai finanzieri, il sistema per aggiustare i controlli agli imprenditori, lo sfogo del comandante della Guardia di Finanza, Saverio Capolupo: siamo un'istituzione sana. Poi c'è una rosa di 10 nomi per l'autorità anticorruzione di Cantone, che non avrà poteri da magistrato, avrà a disposizione uomini giusto appunto della Guardia di Finanza, e poi abbiamo 2 anticipazioni sui provvedimenti del governo: detassazione su brevetti e software, alle piccole imprese sconto in bolletta, è il decreto Guidi, vedremo poi materialmente, e poi c'è la riforma della pubblica amministrazione, anche questo lo vedremo, oggi il Consiglio dei Ministri se ne occupa, dipendenti pubblici part-time negli ultimi 5 anni, il disegno di legge delega oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri, ne parleremo quando conosciamo i contenuti. Intanto c'è anche il caso Scajola, aiutavo Chiara Matacena, la moglie dell'ancora latitante a Dubai, ex deputato del PDL calabrese Armando Matacena, aiutavo Chiara, sua moglie, perché era sola, ha detto Scajola. Politicamente quella casa mi ha ucciso, la casa a sua insaputa. Mentre può stare in carcere, Dell'Utri lascia Beirut in volo verso l'Italia. Arriva anche Dell'Utri. Poi c'è il sottosegretario renziano Reggi, Roberto Reggi, che ha incontrato anche lui Frigerio in passato, lo portò un sindaco, è successo verso metà aprile. Me lo presentarono come uno del Partito Popolare Europeo, parlammo brevemente di politica, dice il sottosegretario PD all'istruzione Roberto Reggi, che ha incontrato già Stefano Frigerio, arrestato per la questione delle tangenti Expo. Mentre sempre in pagina di cronaca c'è dalla Francia però l'iniziativa di Benjamin Carl, 26 anni, autarchico. Cioè cosa ha fatto questo qua? Compra questo cittadino francese, compra solo prodotti francesi, quindi non ha il frigo e beve solo vini Bordeaux. Il ministro ne fa un modello. Il giovane ha provato a vivere per un anno senza merci importate. L'ho fatto per salvare posti di lavoro, ha detto il giovane, e il ministro giustamente ne fa un modello. A proposito di cose belle, in tanta melma di cui oggi ci dovremo occupare, per conoscenza naturalmente, perché conoscere e poi giudicare, Druidi e Celti, il mistero che c'è dentro la Liguria. È un servizio della pagina di viaggi del Corriere della Sera, l'entroterra ligure da ponente a levante. Cosa c'è dietro le spiagge? C'è tanta bellissima roba dietro le spiagge della Liguria. Mentre per la cronaca milanese del Corriere, qualcuno si ricorderà del delitto il 14 novembre 2011 di Paolo Vivacqua, 51 anni, ammazzato a colpi di pistola a Desio, siciliano. Aveva creato un piccolo impero partendo da un'impresa di rottami. Un anno dopo ammazzata anche la sua consuocera, Franca Lo Iacono. 2 anni e 4 mesi dopo la morte dell'uomo, i carabinieri arrestano 5 persone, con 2 personaggi già condannati in primo grado per l'assassinio della donna. Secondo le accuse, il movente sarebbe stato economico e passionale,
Ma il superteste ha fatto retromarcia e si riapre il caso Vivacqua. Pesa però il mistero di un'aggressione sul superteste. C'era altra roba dietro al caso Vivacqua e altri interessi, ma comunque intanto si vocifera che nella giunta della regione Lombardia possano entrare in giunta Licia Ronzulli, che è stata trombata al Parlamento europeo alle ultime elezioni, in corsa per un posto da sottosegretario in regione Lombardia, e l'altro trombato, ovvero il sindaco di Pavia, l'ex sindaco Alessandro Cattaneo. Dopo la sconfitta aspetta un nuovo incarico al Pirellone, a Regione Lombardia. Forza Italia prenota i posti per gli sconfitti, scrive Repubblica. Intanto il gruppo Rotelli, Sanità, firma la rinuncia alla sua università e fa la pace col San Raffaele con le sigille di Don Verzé, dopo 2 anni di scontri legali, informa sempre Repubblica, che si occupa anche di giovani soli, senza un lavoro, sono italiani e la nuova emergenza sociale. I dati 2013 dell'Opera San Francesco di Milano confermano gli effetti della crisi. Da noi, dicono quelli dell'Opera, anche tanti padri separati. C'è un appello di un padre separato oggi in prima pagina sul Fatto Quotidiano. Dalla cronaca milanese del Giornale, i Pisapia Boys, niente multe e pranzi scontati, affitto scontato al ristorante, scontrino di favore ai politici. Al ristorante Papà Francesco il comune ha tagliato il canone d'affitto ed ecco il conto dell'assessore D'Alfonso. Il pranzo scende da 36 euro a 10. Conflitto di interessi evidente, ma i soliti moralisti tacciono, commenta Carlo Maria Lo Martire. Pisapia Boys, niente multe, pranzi scontati in cambio. Cappato, radicali hanno mentito e spuntano gli scontrini. Il ristorante, che è stato agevolato sull'affitto, in contraccambio trattava bene i politici, i Pisapia Boys. Sempre poi dalla prima pagina della cronaca milanese del Giornale, Regione tira aria di rimpasto, anche il Giornale come Repubblica prevede che i 2 trombati, Cattaneo e Ronzulli di Forza Italia, entreranno nella giunta Maroni. Poi ci sono i biglietti dell'Expo già venduti dai tour operator per 3 milioni di persone per l'Expo del 1° maggio dell'anno prossimo. E infine in cronaca lombarda, ma da avvenire, tangenziale est Milano, la TEM, si tratta sugli espropri, un vertice tra agricoltori e società per ridefinire i prezzi dei terreni. Il 24 giugno ci sarà il primo incontro in regione. Per Brebemi e TAV la soluzione è ancora lontana. Le aziende agricole che da anni attendono il pagamento degli espropri. Il prossimo 24 giugno potrebbe essere la data del riscatto. Vediamo la Stampa in prima pagina. Orsoni patteggia e resta sindaco, finanziamento illecito. Il primo cittadino di Venezia dagli arresti alla giunta, misure anticorruzione. Intanto il ministro Orlando tratta con il Movimento 5 Stelle che chiede pene più severe e nuovi reati, scrive la Stampa in prima pagina. Orlando sta trattando col Movimento 5 Stelle sui provvedimenti anticorruzione. E sempre dal primo piano della Stampa, in retroscena, il piano di Matteo Renzi, le riforme oppure è meglio andare al voto. Studio top secret sul peso del PD con i diversi sistemi elettorali. Del doppio malcostume sulla giustizia si occupa Michele Brambilla nel commento di prima pagina sulla Stampa. Un sindaco, quello di Venezia Orsoni, che ha patteggiato 4 mesi di carcere la mattina, guida tranquillamente la giunta il pomeriggio. Orsoni ha fatto colazione da detenuto, sia pure in casa sua, e ha fatto cena da sindaco. Certamente il suo è reato minore rispetto al marcio del Mose, altrettanto certamente patteggiare una condanna non significa tecnicamente ammettere di essere colpevoli, d'accordo. Ma se invece che ai codici ci rifacciamo al buon senso, ci viene da dire che così non si fa, scrive Brambilla. Lasciata la prima pagina della Stampa, a pagina 5 c'è da segnalare la battuta della Iena Riccardo Barenghi, Renzi come Stalin e Corradino Mineo come Trotsky. Come diceva Marx, la storia si ripete in forma di farsa. E sempre a proposito di farse, a pagina 7 l'intervista al sindaco di Venezia Orsoni. Un partito democratico superficiale e farisaico, accusa il professor sindaco Orsoni. Sono stato calpestato e scaricato. Non ho nulla da rimproverarmi, non mi dimetto. La fretta va a discapito della verità. Chi è abituato ad andare troppo in fretta, come Renzi, perde la sostanza delle cose. Alessandra Moretti, un altro dei nomi forti del PD in Veneto e a livello nazionale, già bersaniana, ora renzianissima. Prima mi lodava, poi mi ha attaccato. Lei è stata bersaniana, poi renziana, accusa Orsoni. Sulla sua coerenza c'è poco da dire. Piero Fassino, l'unico dirigente nazionale del PD che ho sentito è stato il sindaco di Torino.
Questo mi ha fatto molto piacere. Pagina 11 della Stampa, poi, la ricetta di Vincenzo Visco per recuperare 20 miliardi di evasione. Se volete la approfondite a pagina 11 della Stampa di Torino. La ricetta di Visco, quella è troppo difficile da sintetizzare. Vincenzo Visco ha cercato di far avere qualche suggerimento a Matteo Renzi per evitare l'elusione e l'evasione sull'IVA. Potrebbero arrivare quasi 20 miliardi di entrate nel 2015, 40 nel 2016, 59 nel 2018. Potrebbero essere destinate a maxi sgravi IRPEF sul costo del lavoro, sulla casa e l'auto. Non casuali i commenti positivi di due super renziani al piano Visco, Gutgeld e il responsabile economico Taddei del partito. Che l'IVA sia la madre delle evasioni è un fatto, dice Taddei. La lotta all'evasione è guerra di trincea. Se la fai seriamente, senza blitz inutili, può portare un fiume di miliardi allo Stato. Lo studio di Visco analizza le forme di evasione IVA, omessa dichiarazione o registrazione dell'IVA, omessa dichiarazione delle cessioni intermedie, false fatturazioni in acquisto, omessa dichiarazione o fatturazione di cessioni intermedie, bla bla bla. Insomma, è tutto centrato sull'IVA. Il discorso di Visco. Mentre a pagina 18 e 19 abbiamo lo scandalo della finanza, i colonnelli che testimoniano contro i loro generali, l'inchiesta di Napoli, Woodcock e Piscitelli, altri imprenditori vanno dai PM e dicono siamo stati costretti a pagare. Appartamenti al ribasso, il locatario delle caserme avrebbe venduto ai generali case a prezzi stracciati. Richieste continue, il generale Bardi avrebbe chiesto anche un posto barca a Ostia a un altro imprenditore in cambio di mancate verifiche o verifiche soft. E lasciamo la Stampa per dare un'occhiata al secolo XIX di Genova. Il secolo XIX di Genova si occupa in primo piano della Sampdoria, perché Garrone ha lasciato e arriva un romano, il nuovo proprietario della Sampdoria. Che cinema, titola il quotidiano genovese, perché il nuovo padrone della Sampdoria è un produttore romano di film, peraltro accusato per il crack di una linea aerea. Parla il patron romano della Sampdoria, Massimo Ferrero, accanto a lui Edoardo Garrone che cede il passo. Cassano perché no, ma Linno lo cambio. Lo chiamano Erviperetta, il nuovo padrone romano della Sampdoria, tifoso della magica Roma che ha fatto fortuna con il lato B, con il culo, cioè producendo tutti i film di Tinto Brass. E peraltro ieri ha fatto una puntata in procura per patteggiare prima di diventare presidente della Sampdoria. Erviperetta e il Massimo Ferrero, nuovo padrone della Sampdoria. L'imprenditore nei guai per bancarotta chiede il patteggiamento. Il neo presidente della Samp, dismessi i panni dell'imputato, indossa la maglia della Sampdoria, tutto nell'arco di una mattina. Modello Orsoni, diciamo così. In tribunale a patteggiare e poi diventa il padrone della Sampdoria. A pagina 6 però c'è un altro articolo sulla questione della corruzione nella Guardia di Finanza e l'idea di Henry John Woodcock è quella di una loggia della corruzione all'interno della Guardia di Finanza, l'idea di un secondo livello, di una struttura parallela dentro la Guardia di Finanza, una specie di loggia occulta che regola mazzette e corruzione. È una vecchia fissazione di Woodcock, il PM che indagò sulla P4, scrive Marco Menduni. Ci sono logge anche nel caso del Carige di Genova, ma come vedremo tra poco, intanto arriva la tutela da contratti indesiderati di gas e luce. Entrano in vigore oggi le nuove regole decise dall'autorità dell'energia per i consumatori e se la fornitura non è richiesta le bollette non si pagano. Nel 2013 sono state 85.000 le vittime di pratiche commerciali scorrette, mentre per Cassa di Risparmio Genova le perquisizioni arrivano in Svizzera, rogatoria internazionale, caccia al tesoro. I PM indagano su legami con la massoneria, titola il quotidiano genovese. Il Tribunale del Riesame ha respinto le richieste. Berneschi e Cavallini restano in carcere. Perquisizioni alla ricerca del capitale sommerso nelle banche svizzere e del legame tra fondi neri e massoneria. Ieri la Guardia di Finanza, su rogatoria internazionale, ha perquisito 2 studi legali e una società di consulenze legate nell'ambito dell'inchiesta su Banca Carige di Genova. Passate al setaccio alcune fiduciarie che gravitavano nella galassia del clan Berneschi, l'ex numero 1 di Carige, alla ricerca di capitali a disposizione del faccendiere elvetico Davide Enderlin.
Ma non è il solo obiettivo. Gli inquirenti vogliono anche approfondire le rivelazioni di Berneschi, che ha dichiarato agli inquirenti di essere stato aiutato a portare i soldi oltre confine da un importante capo della massoneria locale, come se non sapessimo che i vertici di banche, professioni e via dicendo sono anche legati da legami massonici. Il Tribunale del Riesame, nel frattempo, ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai difensori del banchiere. Veniamo a Repubblica. Repubblica parla in primo piano, tra le altre cose, dell'unità messa in liquidazione. La NIE, la nuova iniziativa editoriale e la società editrice dell'unità, mette in liquidazione la società per massimizzare il valore degli asset societari. Secondo Roberto Fago, socio di maggioranza, la decisione rappresenta un passaggio necessario per uscire da una crisi altrimenti irreversibile. Fago spiega che questa scelta non va intesa come chiusura del giornale, ma l'esatto contrario. È necessario un nuovo inizio, sia dal punto di vista imprenditoriale che editoriale e ideale. Il progetto è che l'unità non muoia, continui ad esistere e si sviluppi. La decisione della proprietà non convince i giornalisti. Quello della proprietà, dicono i giornalisti, è comportamento inaudito, inaccettabile da padroni delle ferriere. Nel merito, spiega il comitato di redazione, non c'è alcuna garanzia sul mantenimento degli impegni che Fago aveva assunto con la redazione. Mancano certezze sulla continuità delle pubblicazioni. Lo sciopero delle firme prosegue, decideremo nuove iniziative di lotta. Ma Repubblica intervista anche Federico Pizzarotti, il sindaco sotto accusa. Ho portato Parma tra i comuni virtuosi, ma il blog mi insulta. Io rappresento i valori del Movimento 5 Stelle, merito elogi e mi attaccano. Ma non mi farò cacciare, dice Federico Pizzarotti, sindaco 5 Stelle di Parma. A Beppe dico, la gente è con me. Lo UKIP di Farage è contrario agli inceneritori, così potremo combattere una battaglia in Europa. Non posso scrivere sul sito del leader, ma Bugani sì. Cosa ha realizzato lui di concreto? Mi riconosco nell'azione di Di Maio, quanto a Di Battista lui fa azioni di tipo diverso e a noi non ce ne frega un tubo. Mentre sempre dal primo piano di Repubblica, l'eclissi di Berlusconi, manderei tutto all'aria, avrebbe detto Berlusconi. Chi lo sa se l'ha detto. E Marina ora lo blinda. La figlia guida il cerchio magico, scrive Repubblica. Sotto tiro finisce Ghedini. Un fedelissimo dice stavolta Silvio non sa come uscire dalla crisi. Archiviate le elezioni, l'ex premier sembra preferire alla politica di occuparsi di Milan e Mediaset. Tra i pochi ammessi al bunker di Berlusconi ci sono Toti, Gelmini, Romani, Bergamini e Ronzulli, quella che dicono che entrerà nella giunta della Lombardia insieme al trombato Cattaneo. Mentre sull'Expo Cantone avrà 3 poteri: le ispezioni, le ordinanze e i poteri sull'Expo. Oggi il governo decide, il supercommissario potrà fare ispezioni, raccogliere dati, comminare sanzioni. Le pubbliche amministrazioni dovranno garantire trasparenza. Ci credete voi che con Raffaele Cantone e l'Autority Anticorruzione tutto a posto? 2 pagine dedica Repubblica anche di nuovo alla questione di Orsoni, il sindaco che torna libero ma il PD lo scarica, se ne deve andare, dice il partito. Venezia, il primo cittadino patteggia 4 mesi di pena. Mi dissero che anche i miei predecessori presero soldi. Professor Cacciari, dice Orsoni, tra professori. Da Roma pressing sui consiglieri comunali per convincerli a staccare la spina. Da Tremonti a Matteoli a Iletta, zio e nipote, ecco chi incontrava Mazzacurati. E poi l'intervista allo stesso sindaco Orsoni. Non mi dimetto, dice Orsoni, sono deluso da Renzi, si è comportato come un fariseo. Sono innocente, il patteggiamento è una goccia di sangue che ho dovuto versare, dice Orsoni. La Moretti mi elogiava e mi attacca. Mi elogiava prima, mi attacca adesso. È stata bersaniana, lettiana, renziana. La coerenza non è il suo forte, dice il professor Orsoni. Altra pagina, altro capitolo, Guardia di Finanza, sistema di corruzione, nuove accuse al generale Bardi, anche il posto barca per lui, contro di lui ora le testimonianze di altri alti ufficiali, i colonnelli, contro il generale Bardi, comandante in seconda del corpo della Guardia di Finanza. Colonnelli come Mendella erano i collettori e sopra di loro i generali, Bardi e Spaziante, sotto inchiesta anche per il Mose. In uno dei processi contro la Vitola, lo ricordate, Capriotti racconta di avere al soldo esponenti delle forze dell'ordine. Non si esclude un incontro con i magistrati di Napoli e quelli che indagano a Venezia sul Mose. Spaziante è indagato anche lì. Basta ladroni, toglieremo la divisa a chi ruba, dice il comandante della Guardia di Finanza, Capolupo. E con ciò lasciamo Repubblica
E andiamo a dare un'occhiata, anzi no, c'è ancora 2 pagine di verbali di Scajola, io Chiara e il latitante, l'onorevole Matacena, la verità di Scajola sull'intrigo di Dubai, l'interrogatorio dell'ex ministro, pensavo di non fare nulla di male, e Lady Matacena ammette Claudio geloso di me che frequentavo Bellavista Caltagirone. Quando seppi della Porsche Cayenne ricevuta da Bellavista, le dissi, ha detto Scajola alla donna, scegli, ma sappi a cosa vai incontro. Speziali mi disse che la moglie era nipote di Gemayel e prospettò l'asilo in Libano per l'onorevole Matacena. A pagina 21 di Repubblica poi c'è una grana per Jean-Marie Le Pen accusato di sospetto arricchimento personale. La Commissione Trasparenza sulla vita politica sta indagando in Francia sul patrimonio del fondatore del Front National, con somme non giustificate per 1.100.000 euro. Un caso che provoca imbarazzo nell'estrema destra in cerca di rispettabilità, scrive la Repubblica. Le Pen, i fondi neri del padre fanno infuriare Marine. Lasciamo la Stampa e segnaliamo che attraverso specialmente le colonne del quotidiano nazionale Giorno, Resto del Carlino e Nazione sta tornando in auge Letizia Moratti. Sono un po' di giorni che Letizia Moratti viene messa in pagina. Economia positiva, l'Italia arranca, il San Patrignano è un esempio da seguire, dice l'economista francese Jacques Attali al forum di Rimini a San Patrignano. Letizia Moratti commenta i valori si sposino con gli affari. Mentre i Bin Laden, proprio loro, la famiglia da cui è derivato Osama, sono a caccia di marmo e puntano alle cave di Carrara. Trattative con una società delle Apuane, sul piatto 45 milioni. Negoziati riservati, città in fermento, l'idea di un imprenditore, azionariato popolare come fa il Barcellona, e le cave ce le teniamo noi, non le vendiamo ai Bin Laden. Mentre Libero apre la sua prima pagina con le faide a sinistra, sul PD mazzette e mazzate, PM durissimi sui metodi del partito, il sindaco di Venezia obbligato ad accedere alle consuetudini funeste dei finanziamenti in nero, scrivono i pubblici ministeri di Venezia. Intanto Renzi passa alle epurazioni leniniste e si ritrova con una rivolta interna, per ora mini ma potenzialmente pericolosa. Il caso Fini insegna. Commenta Maurizio Belpietro, Renzi alla fine si è rivelato più comunista dei comunisti, rimuovendo dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato Mineo e Chiti. Renzi ha usato contro 2 esponenti della sinistra il principio di ogni organizzazione leninista, cioè si può discutere, ma poi ci si conta, e presa la decisione, la maggioranza detta legge. Il Premier ora rischia, scrive Belpietro, l'effetto Fini. Renzi sbaglia a sottovalutare la rivolta, è la prova che la vecchia guardia non ha deposto le armi e aspetta l'occasione buona per accoltellarlo. Si ricordi di quanti guai Gianfranco Fini procurò a Berlusconi. Poi c'è in prima pagina, sparato, ma l'articolo è tutta fuffa, non dice niente, la conversione di Salvini, ora grido Forza Italia. Domani il debutto della nazionale ai mondiali. Il tutto è preso da una frase detta da Salvini alla trasmissione di Radio 24 La Zanzara: la nazionale di calcio non mi ha mai entusiasmato, ma a questi mondiali tiferò Italia, dice Salvini. Da questa frasetta qui si spara un Salvini in prima pagina, ora grido Forza Italia, un articolo che lascia il tempo che trova, mentre Giacomo Amadori si occupa, sempre in prima pagina su Libero, di Orsoni che torna libero e inguaia anche Cacciari. Soldi anche a lui, ha detto l'ex sindaco, e anche a Paolo Costa, sindaco di Venezia, poi ministro. I giudici accusano il partito di funeste consuetudini nei fondi neri. Sempre poi dal primo piano l'idrovora Zoggia che prosciuga i conti del Partito Democratico. Se ne occupa Franco Bechis e parla dello stesso team di avvocati che il nuovo tesoriere del PD Bonifazi ha messo in opera per dare un'occhiata, una due diligence si dice in inglese, cioè per fare le pulci a come hanno amministrato i precedenti tesorieri, i precedenti amministratori del partito. Quando uno dei professionisti della DLA Piper, che è questo gruppo di avvocati che il tesoriere del PD Bonifazi ha preso per scrutare i conti del partito, quando uno dei professionisti della DLA Piper, a cui il nuovo PD di Renzi ha chiesto una due diligence sui conti del partito, si è trovato davanti la cartellina delle spese per la segreteria, è sbottato. Ma questo è un idrovora. L'uomo idrovora, che funzionava meglio del Mose, scrive Franco Bechis, corrisponde al nome di Davide Zoggia, ex presidente PD della provincia di Venezia,
ed ex responsabile degli enti locali all'interno della segreteria Bersani, poi responsabile organizzativo del partito quando segretario fu Epifani. L'uomo idrovora, come l'hanno ribattezzato, è riuscito a succhiare nel 2012 da solo circa un terzo delle spese della segreteria del PD. Nel 2012 la segreteria è costata 670.000 euro, solo all'ex responsabile organizzativo Zoggia ne sono andati 180.000. Nel 2013 il bilancio è sceso a 170.000, molti costi scaricati su Camera e Senato, così come il sito. Il buco nei conti del Partito Democratico si aggira, anzi è, di 10.812.000 euro, come scrive anche il Corriere della Sera. Nella relazione che accompagna il bilancio, per la prima volta approvata in streaming, il nuovo tesoriere Bonifazi ha spiegato che a fronte di proventi per la gestione caratteristica pari a 37 milioni e mezzo, si registrano oneri per 48.890.000. Il buco nei conti, secondo il tesoriere Bonifazi, è motivato da 3 fatti: l'eccessiva onerosità dei servizi e delle forniture prestati in favore del Partito Democratico, cioè in poche parole, il Partito Democratico pagava troppo per determinati servizi e forniture. E uno si domanda, ma perché sti partiti pagano troppo? E a chi pagano troppo? Per quale motivo si accettano prezzi superiori al mercato e i tesorieri pagano? Alcune scelte che attengono alle spese per godimento di beni di terzi, per esempio gli affitti, peraltro di immobili scarsamente utilizzati, e poi l'eccessivo costo della politica e dei servizi connessi, ha detto Bonifazi, il tesoriere. Segreteria, forum e iniziative costavano 1 milione, le elezioni politiche 6 milioni e 9, le regionali 679.000, le assemblee nazionali 500.000. Grava sui conti del partito anche la difficile situazione dell'unità. Sempre poi da Libero, oltre all'idrovora Zoggia, c'è l'articolo, l'unico titolo in prima pagina lo fa Libero, oltre che la Padania naturalmente, che abbiamo già visto. Entro l'anno il Veneto vota sull'indipendenza. Ha approvato in regione il referendum consultivo con i voti di Lega e un pezzo di Forza Italia, ma si rischia il caos dopo il sì al quesito sull'autonomia. Si andrà alle urne insieme alla Catalogna? Si domanda Libero, che si occupa poi, a pagina 8, di Lega, sulla scorta di quanto racconta appunto l'Espresso. Soldi alla Lega, parla Belsito, Tosi querela. L'Espresso accusa il Carroccio, un sistema di finanziamento illecito. Soldi, sospetti, mazzette, favori, nuova bufera sulla Lega Nord. C'è una nuova indagine della Procura di Milano, rivelata dall'Espresso, il settimanale in edicola oggi, su un giro di presunte tangenti che potrebbe collegare i vecchi e i nuovi vertici del Carroccio. Dalle casse di aziende italiane e straniere sarebbe partito un fiume di denaro diretto al partito, ora guidato da Matteo Salvini. Soldi sospetti che sarebbero usciti dalle casse di colossi come la Siram, un'azienda francese degli appalti di energia e calore, o di grandi imprese italiane come il gruppo Fincantieri, versamenti per almeno 10 milioni di euro fatturati come consulenze che risultano incassati da 2 distinte cordate di faccendieri e di politici, tutti legati ai vertici del Carroccio in Veneto. Secondo l'Espresso, l'ex cassiere Belsito e il suo consulente Stefano Bonet, il quale Bonet è stato anche socio di Enrico Cavaliere, già presidente del Consiglio regionale del Veneto e anche parlamentare della Lega, che a sua volta era in rapporti con altri personaggi. Dunque, per l'Espresso, l'ex cassiere Belsito e il suo consulente Bonet hanno accusato i big veneti del Carroccio, e in particolare il sindaco di Verona Tosi e l'ex sindaco di Treviso Gobbo, di avere quantomeno avallato un sistema di finanziamento parallelo ed esclusivo, un giro di soldi gestito da faccendieri ed ex parlamentari leghisti. Il tesoriere doveva rivolgersi ai vertici proprio per capire a chi spettassero i soldi della Siram. Peraltro Bonet è quello venuto fuori all'epoca del discorso Tanzania in collegamento con un altro personaggio, Paolo Scala, che secondo altri sarebbe in relazione con la cosca dei De Stefano per altro tipo di affari, la cosca più potente di Reggio Calabria. L'autorizzazione a chiudere 1 milione l'ho avuta direttamente da Bossi, che mi disse che era roba dei Veneti, dichiara Belsito, che aggiunge: ne parlai con Gobbo e Zaia, che non fecero alcun commento, mentre Roberto Calderoli mi disse di stare tranquillo e non fare denuncia.
Tosi non ci sta, scrive l'Espresso, e ieri ha scritto al settimanale l'Espresso spiegando di voler querelare Belsito. Chi ha già querelato invece Belsito è Luca Zaia, il presidente del Veneto, che ha ribadito la sua totale estraneità a qualsiasi episodio corruttivo, o anche, ha detto Zaia, la mia semplice tolleranza rispetto a fatti di questa natura. Peraltro il nome di Zaia non era mai apparso neanche all'epoca dell'inchiesta Belsito all'inizio. Zaia ha poi osservato che non è stato raggiunto da nessun avviso di garanzia, né, ha detto il presidente del Veneto, sono a conoscenza della pendenza di nessun procedimento penale nei miei confronti. In ogni caso, ha detto ancora Zaia, non posso che ribadire la mia totale estraneità a qualsiasi episodio corruttivo o anche la mia semplice tolleranza rispetto a fatti di questa natura. Zaia ha aggiunto che neppure il signor Belsito osi dire che io abbia ricevuto una qualche remunerazione. In ogni caso l'Espresso scrive che il primo a parlare di presunti rapporti illeciti tra Lega e società Siram è stato proprio Belsito. Bonetta e Lombardelli, un altro dei nomi che uscirono all'epoca della prima indagine Belsito, mi dissero che la Lega del Veneto aveva chiesto denari da versare a una società di Enrico Cavaliere, ex deputato del Carroccio, ex presidente del Consiglio regionale Veneto, ancora presente nel collegio dei probiviri del partito. Non mi pare, perché non è riuscito a essere eletto proprio recentemente, non molto tempo fa, per pochi voti. Comunque questo Cavaliere ha un socio, Claudio Giorgio Boni, e in pratica Bonetta e Lombardelli, racconta Belsito, o racconterebbe ai magistrati di Milano in questa nuova indagine, mi dissero che la Lega del Veneto aveva chiesto denari da versare a una società di Enrico Cavaliere e del suo socio Claudio Giorgio Boni come percentuale dei guadagni della Siram. Fui io a transare l'importo finale, ho trattato con Boni che mi disse che Cavaliere aveva avuto l'ok da Tosi a chiudere per 1 milione. Boni mi assicurò più volte che lui e Cavaliere agivano per conto del sindaco di Verona, così dice Belsito secondo l'Espresso e per quel che riporta Libero. Però poi dopo, per toglierci, come dire, tutti i dubbi, l'Espresso ce lo leggiamo direttamente, perché ci sono 2 articoli, tutti i dubbi naturalmente su cosa scrive l'Espresso, non che l'Espresso sia la verità, però intanto leggiamo cosa scrive l'Espresso, che si occupa peraltro anche del bilancio della Lega Nord, dopo che abbiamo parlato del bilancio del PD. Carroccio in riserva è il titolo dell'articolo dell'Espresso, ma comunque andiamo con ordine e vediamo intanto anche la prima pagina del Fatto Quotidiano. Le grane del premier Renzi. Dissidenti chi, ha detto Renzi, e il sindaco di Venezia Orsoni, Renzi chi? I 14 senatori del PD si autosospendono contro l'epurazione di Mineo. Il sindaco di Venezia sfida Renzi, patteggia e torna in carica. E qui ci vuole la lettura del pezzo di Travaglio. Rubo, patteggio e torno. Il giorno del suo arresto, scrive Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, il sindaco di Venezia Orsoni non parlò, affidandosi a una dichiarazione dei suoi legali già entrata nella leggenda. 2 punti, aperte virgolette. La difesa del professor Orsoni esprime preoccupazione per l'iniziativa dei magistrati e confida in un tempestivo chiarimento. Le circostanze contestate paiono poco credibili. Gli si attribuiscono condotte non compatibili col suo ruolo e il suo stile di vita. Le accuse vengono da soggetti sottoposti a indagini nei confronti dei quali verranno assunte le dovute iniziative. Cioè, traduce Travaglio, cosa scrivono gli avvocati, cosa hanno detto gli avvocati il giorno dell'arresto di Orsoni? Orsoni è innocente, non ha mai visto uno solo dei 560.000 euro di finanziamenti illeciti dal Consorzio Venezia Nuova e ad accusarlo sono un branco di delinquenti che verranno denunciati. Del resto, prima ancora che parlassero i difensori, era sceso in campo l'avvocato d'ufficio Piero Fassino, sindaco di Torino, presidente ANCI, noto per il fiuto da rabdomante. Chiunque conosca Orsoni e la sua storia personale e professionale, disse Fassino, non può dubitare della sua correttezza e onestà. 3 giorni dopo Orsoni apparve dinanzi al GIP per l'interrogatorio di garanzia e lì, assicurarono i legali, rilasciò dichiarazioni molto lucide, tranquille e serene, dissero i legali, con le quali ha dichiarato che non riconosce alcun addebito di responsabilità e si propone di dimostrarlo con indagini difensive e integrazioni della documentazione della procura. Dopodiché, opla, scrive Travaglio, nel breve volgere di un paio di giorni, il sindaco, estraneo e sereno, anzi serenissimo, rinuncia alle indagini difensive e anche alle integrazioni. Confessa il finanziamento illecito e chiede alla procura di patteggiare 4 mesi di reclusione, 15.000 euro di multa,
in cambio della scarcerazione e della revoca della sospensione della carica di sindaco in base alla legge Severino. Così torna a fare il sindaco, perché Venezia ha ancora tanto bisogno di lui. La sua tesi è che sì, a pensarci bene, quei soldi illeciti per diventare sindaco li ha ricevuti, ma obtorto collo, perché costretto dal PD, al quale non è neppure iscritto. È stata una campagna elettorale chiavi in mano, ha raccontato Orsoni. Io facevo quello che diceva il PD. Vennero da me 3 esponenti del partito per chiedermi di rivolgermi agli sponsor per avere contributi, perché Brunetta aveva tanti soldi. I soldi arrivarono, scrive Travaglio, ma non a lui, al PD per la sua campagna elettorale di Orsoni, e lui, Orsoni, non poteva certo sospettare che fossero illeciti. In fondo, come può un umile avvocato, giurista, professore di diritto amministrativo sapere che la legge proibisce alle società pubbliche o miste, tipo il Consorzio Venezia Nuova, di finanziare i partiti e che i finanziamenti leciti da imprese private vanno rendicontati sia da chi li eroga sia da chi li riceve? Se insegnasse logica, saprebbe almeno che la versione A, sono estraneo, non ho mai visto un euro, è lievemente incompatibile con la versione B, il partito mi costrinse a chiedere quei soldi. A sua volta leggermente in contrasto con la versione C, i soldi andarono al partito a mia insaputa. Ma lui insegna diritto e non è tenuto alla logica. Resta da capire perché mai un professore così corretto, un amministratore così ignaro, per giunta sereno, anzi serenissimo, munito financo del certificato di onestà e correttezza rilasciato da Fassino in persona, abbia deciso di patteggiare una pena detentiva per aver violato la legge. Ma il bello viene ora che torna a fare il sindaco, conclude Travaglio. Renzi, quello del daspo e dei calci nel sedere ai ladri, non può espellerlo dal PD perché Orsoni non è iscritto al PD. Però potrebbe farlo sfiduciare dal PD, visto che ha confessato un reato, a meno che il Premier non attenda che il GIP approvi la pena concordata da Orsoni con i PM o che Orsoni ricorra in Cassazione contro il suo patteggiamento, perché si può fare anche questo in Italia. Intanto, magari, scrive Travaglio, Fassino ci spiegherà che nessuno, anche se ha confessato e patteggiato, può dubitare della correttezza e onestà di Orsoni. Del resto, Aggreganti, 3 volte arrestato, 3 volte condannato, il PD di Torino aveva ridato la tessera del partito ad honorem. Cose che capitano nel paese dove tutti respingono ogni addebito, ma accettano ogni accredito. Paolo, ho trovato l'asilo che cercavo. Una bella sede col giardino. Il personale mi dà fiducia. Serena starà benissimo. E costa come gli altri. L'importante è il benessere e la sicurezza della nostra bambina. L'Albero dei Bambini. Asilo nido e scuola dell'infanzia paritaria a Varese. Dal 9 giugno campi estivi anche per gli esterni. L'Albero dei Bambini. Per un'infanzia naturale. 0332 820 800. L'alberodeibambini.it. Anche su Facebook. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. Firma, firma, firma! Non hai ancora firmato il referendum della Lega? Ecco l'ultima occasione per i ritardatari. Sabato 14 e domenica 15 giugno puoi firmare in tutti i capoluoghi di provincia e nelle località di villeggiatura. Cerca il gazebo su www.vieniafirmare.org oppure chiama il numero 0266 234 234 0266 234 234. Firma, firma, firma! Bene, torniamo allora al primo piano del Fatto Quotidiano e poi andiamo all'Espresso, perché così andiamo alla radice della questione di cui dicevamo prima. Intanto il Fatto apre, oltre che con il pezzo di Travaglio, con la liquidazione dell'Unità. Arrivano i Pessina, dai soldi a Penati ai conti a San Marino. Di che si tratta? Liquidata l'Unità, a salvarla arrivano, scrive Salvatore Cannavò, i furbetti di San Marino. Da una parte i lavoratori dell'Unità, dall'altra il Partito Democratico. Ieri la nuova iniziativa editoriale, la NIE, la società editrice del quotidiano, ha deciso di mettere in liquidazione il giornale. Durante i lavori della direzione PD, il tesoriere, Francesco Bonifazzi, il nuovo tesoriere portato da Renzi, ha comunicato la decisione presentandola come inizio di rinascita e assicurando un impegno fortissimo del PD per non spegnere una voce che resta un tassello fondamentale per la storia d'Italia, ha detto Bonifazzi. Negli stessi minuti il comitato di redazione dell'Unità, i giornalisti, pubblicava il comunicato. È un comportamento inaudito, inaccettabile da padroni delle ferriere. La decisione della liquidazione è stata presa dall'assemblea della società editrice, che ha nominato i liquidatori Emanuele Dinnella, titolare dello studio omonimo in Roma, e Franco Carlo Papa, con l'obiettivo di massimizzare le risorse. Matteo Fago, socio di maggioranza, amministratore del quotidiano, alza le braccia. In tutto questo tempo ho assistito al progressivo defilarsi degli altri attori e soci di questa impresa, denuncia Fago. Mi sono ritrovato da solo a sobbarcarmi responsabilità finanziarie e anche politiche non più sostenibili. L'accusa è agli altri soci, in particolare Maurizio Mian, titolare del fondo Günther, quello del cane pastore tedesco. Con la liquidazione, secondo Fago, il giornale continuerà a esistere. La nuova iniziativa editoriale, la NIE, società editrice, diventa così una bad company per fare spazio a una nuova società che riporterà il quotidiano L'Unità a essere il punto di riferimento della sinistra italiana. Sono convinto, continua Fago, che un serio progetto editoriale trasparente, accompagnato da un preciso piano industriale e finanziario, da una nuova squadra alla guida dell'azienda, possa superare la crisi drammatica. Le prime indiscrezioni, confermate dai lavoratori del quotidiano, individuano il nuovo supporto nella Pessina Costruzioni. Si tratta di un'azienda edile capitanata da Massimo Pessina, con circa 70 milioni di fatturato, meno di 1 milione di utile, quasi 100 milioni di debiti, di cui 40 verso le banche, bilancio 2012. La Pessina si è distinta nella costruzione della nuova regione Lombardia, di Malpensa 2000, della nuova fiera di Milano. Per la cronaca, la Pessina Costruzioni si può trovare tra le società che finanziarono l'ex presidente della provincia di Milano e dominus del sistema Sesto, Filippo Penati, con 15.000 euro. Il nome dei Pessina inoltre figura anche nella lista dei furbetti di San Marino, quei 1.200 evasori che avevano nascosto decine di milioni di euro nelle banche del piccolo stato appenninico, tra cui la SMI Bank. Nel corso di quell'inchiesta del 2010 fu accertato che il nome di Massimo Pessina era già presente nell'elenco di altri conti di evasori, quelli di Vaduz in Liechtenstein, pubblicati nel 2008. Il comitato di redazione del quotidiano ribadisce che non c'è garanzia sul mantenimento degli impegni che Fago aveva assunto. Fago, l'amministratore del quotidiano. Per questo lo sciopero delle firme prosegue. Oggi assemblea straordinaria dei giornalisti.
Tanto, tornando alla prima pagina del Fatto Quotidiano, Movimento 5 Stelle sceglie Farage, ma 2 su 3 non votano, passa il diktat chiedo scusa, il diktat di Grillo, ma era esclusa l'opzione dei Verdi. Poi l'appello in prima pagina: sono un padre separato, chi si occupa di noi? Scrive all'egregio dottor Renzi un papà separato, Carlo Maria Lo Savio. Padre sospeso in attesa di una legge per me e mia figlia, un giornalista del TG2, Lo Savio, che scrive a Renzi attraverso il Fatto: ora una legge civile che riconosca la bigenitorialità. E sempre poi dal primo piano del Fatto Quotidiano: scudo fiscale, un emendamento del Partito Democratico offre sconti agli evasori, mentre l'ex ministro Visco propone di recuperare 60 miliardi da chi evade l'IVA. La maggioranza studia un condono, scrive il Fatto Quotidiano, che poi dedica 2 pagine alla blacklist di Mister Mazzetta, paghiamoli tutti. Il braccio destro di Mazza Curati elenca i personaggi politici che il numero 1 del consorzio vedeva più frequentemente. Ci sono Enrico e Gianni Letta, Tremonti, Marco Milanese, Matteoli. Ma Marco Lillo si occupa anche di favori al leghista Zaia solo a sua insaputa. I conti lasciati in sospeso a Roma dal governatore in carico al consorzio Venezia Nuova, il portavoce lo difende, lui non ne sapeva nulla. L'approccio con Calderoli, scrive il Fatto. Di che si tratta? Vediamolo. Ogni volta che Salvini incrocia uno studio televisivo nel quale si parla del Mose, proclama: nelle indagini non c'è un solo leghista, nessuno dei nostri ha preso €1. Vero, scrive Lillo. Però non è vero che i leghisti non abbiano mai chiesto. L'allora portavoce del presidente Zaia, Beltotto, chiese di far lavorare una società amica per farle recuperare €60.000. Pagamento bloccato dagli uomini di Galan, arrivati al Ministero dell'Agricoltura dopo l'uscita di Zaia. Il portavoce di Zaia chiese al consorzio Venezia Nuova di pagare le spese per 15 giornalisti da portare a spasso tra i cantieri veneziani con Zaia, senza successo, cioè non gli diedero niente, ma il metodo era chiaro. Pure l'altro potente del Veneto, il leghista Tosi, aveva rapporti ottimi con lo staff del Mose. Mazzacurati dice al telefono che è stato proprio Tosi a farlo nominare presidente della Banca degli Occhi, un ente che si occupa di trapianti di cornee. Mazzacurati parla di Tosi con l'allora vice sindaco di Chioggia, il leghista Sandro Todaro Boscolo. Scrive la Guardia di Finanza: Todaro chiama Mazzacurati per dirgli che ieri era a cena con Tosi, che ha ricambiato i saluti di Mazzacurati, il quale dice che prima o poi andrà a trovare Tosi, in quanto è stato lui che l'ha messo come presidente della Banca degli Occhi e poi la roba è andata bene. Todaro ha anche parlato con Tosi della tutela del consorzio nella nuova situazione di cambio della presidenza della Regione Veneto. Todaro dice che tutti sono soldatini, Zaia compreso, e suggerisce che la cosa migliore è che Giovanni si faccia mettere in contatto da Tremonti col buon Calderoli, perché se da Calderoli arriva l'ordine di stare tranquilli perché il consorzio sta lavorando bene per noi, tutta la Lega Veneta li lascia tranquilli, il consorzio. Todaro aggiunge che Tosi ha come riferimento Calderoli e dice che sarebbe il caso che Giovanni Mazzacurati abbia la possibilità di andarlo a trovare, perché il sindaco di Verona è tra l'altro contatto con Calderoli. Mazzacurati lo ringrazia e dice che andrà a Roma e poi lo chiamerà. Chissà se il pellegrinaggio da Calderoli fu fatto. Di certo, scrive Marco Lillo, anche nell'entourage di Zaia c'era un clima poco ostile al consorzio. Scrive in un'informativa al PM il comandante del nucleo di polizia tributaria Renzo Nisi: risorse finanziarie del consorzio potrebbero essere state utilizzate dal presidente Mazzacurati per finalità estranee al raggiungimento degli scopi consortili, cioè la salvaguardia di Venezia. Si segnala la conversazione fono-ambientale del 9 dicembre 2010, in cui Flavia Faccioli, responsabile comunicazioni del consorzio, riferisce a Mazzacurati di una conversazione con Giampiero Beltotto, portavoce del presidente della regione Zaia, il quale le avrebbe detto: volevo chiedere, quando ero al Ministero dell'Agricoltura avevamo incaricato dei ragazzi di una società con cui mi aveva già fatto lavorare e pagare dei soldi e dovevamo loro 60.000 euro e il ministero attuale con Galan non li vuole più pagare. Volevo sapere se potete aiutarci voi. A quel punto Faccioli, la responsabile comunicazione del consorzio, dice di aver riferito a Beltotto: ascolta Giampiero, parlerei con Mazzacurati se sei d'accordo. Il portavoce di Zaia esulta: trovo che il giorno in cui l'abbiamo conosciuto è stato un giorno benedetto per me, per noi, per tutti. Mazzacurati dice che la cosa si può fare col consorzio. Faccioli esclama: è un sacco di denaro, e aggiunge: noi li paghiamo già loro per le uscite sui giornali. Beltotto, che da 2 anni non lavora più come portavoce di Zaia, conferma:
Ci furono alcune società che avevano lavorato per il Ministero e non furono pagate. Chiesi se era possibile farli lavorare col consorzio, dice l'ex portavoce di Zaia. Zaia non era assolutamente informato. Quando un titolo è stronzo, possiamo dire a pagina 7 del Fatto Quotidiano. I favori al leghista Zaia a sua insaputa. Zaia non era informato. Che cavolo ne sa Zaia di quello che va a chiedere Bertotto, che da 2 anni non è neanche più il suo portavoce a Mazzacurati, in relazione ad alcuni che lavoravano al Ministero? Cosa ne sa Zaia? Niente, lo scrive anche il Fatto Quotidiano alla fine dell'articolo. E poi dice Bertotto: non sono riuscito ad avere assolutamente nulla, cioè non c'era stato nessun favore. Quando un titolo è molto stronzo, a pagina 7 del Fatto Quotidiano. Mentre ai super burocrati 26 milioni per i collaudi e Baita che accusa a Ciucci dell'ANAS, presidente ANAS, 750.000 euro. Questo sull'Espresso, l'Espresso al quale arriviamo subito dopo. Intanto a pagina 9 del Fatto, lo spione di Pollari, Mancini richiamato al vertice dei servizi, la riabilitazione voluta dal sottosegretario Minniti, ex Dalemiano, ma Renzi, scrive il Fatto, ancora non ne sa nulla. Si tratta appunto di Marco Mancini, lo spione principe dell'era Pollari al Sismi e ai servizi segreti militari. Il riconoscimento della ragion di Stato lo ha salvato dal caso Abu Omar. Indenne anche nello scandalo Telecom Sismi, gli spioni, per cui è stato arrestato con l'accusa di associazione a delinquere. E infine un piano anti-evasori da 60 miliardi, ma la Camera pensa al condono, cioè la maggioranza pensa al condono. Il rientro dei capitali può diventare un regalo. Lasciamo il Fatto e a sto punto vediamo l'Espresso. Riservato la rubrica di un articolino breve all'inizio del settimanale dell'Espresso, parla di Lega Nord e Carroccio in riserva. Con un virgolettato: ci rimangono 2 anni di vita. Questo è il responso impietoso del bilancio 2013 della Lega Nord appena approvato dalla segreteria federale. Le parole sono di Stefano Stefani, amministratore federale, che a porte chiuse, documento reso pubblico a fine giugno, ha specificato che i dati inquadrano la grande difficoltà che il movimento sta attraversando, con soli 22 milioni di patrimonio al netto della drastica riduzione degli introiti. Solo 6 milioni di euro le disponibilità liquide, scrive l'Espresso, mentre ingenti risultano essere le spese legali, tra cui le parcelle dell'avvocato di Maroni Domenico Aiello, che hanno raggiunto i 3 milioni di euro a seguito dello scandalo dei diamanti e degli investimenti in Tanzania, oltre al contenzioso con l'ex avvocato della Lega Matteo Brigandì, cacciato da Maroni nell'ottobre 2012. Con la netta riduzione del finanziamento pubblico, al Carroccio si prospetta un biennio di sacrifici che coinciderà con le elezioni regionali in Veneto e Liguria, oltre alle comunali di Milano. Per questo Matteo Salvini ha chiesto di convocare il congresso federale prima dell'estate per modificare lo statuto e aprire a nuove forme di finanziamento. Così l'Espresso. Matteo Salvini, il nuovo segretario, naturalmente dovrà approfondire il modo in cui si sono involati questi soldi e queste consulenze, diciamo così, e spese. Mentre a proposito di Lega, dicevamo, c'è sull'Espresso l'articolo del quale si riferiva anche Libero, il quotidiano. Stai a vedere che anche la Lega è il titolo del pezzo. Consulenze usate per distribuire un fiume di milioni, Tosi e Gobbo sapevano, così dice Belzito. L'indagine segreta dei PM di Milano è un'altra indagine questa, dice l'Espresso. L'articolo è di Paolo Biondani. L'ex cassiere Belzito descrive il livello nazionale e regionale dei fondi e chiama in causa i 2 sindaci. La procura di Milano, scrive l'Espresso, indaga da più di un anno su un giro di presunte tangenti che potrebbe collegare i vecchi e i nuovi vertici della Lega Nord. Soldi sospetti usciti dalle casse di multinazionali come la Siram, il nome di questa società insieme al nome delle società di un faccendiere Stefano Bonetta erano già usciti all'epoca delle prime indagini su Belzito. La Siram è un colosso francese degli appalti di energia e calore, ma poi il nome che circola è anche quello dell'azienda Fincantieri, gruppo statale italiano. Versamenti per 10 milioni di euro fatturati come consulenze considerate molto anomale che risultano incassate da 2 distinte cordate di faccendieri e politici legati ai vertici del Carroccio in Veneto. Le carte giudiziarie più scottanti, scrive l'Espresso, sono ancora segrete, ma gli atti già depositati nel primo processo all'ex tesoriere della Lega Belzito, arrestato in aprile 2013, reo confesso, disegnano un quadro accusatorio che, se verrà confermato, potrebbe rappresentare il pezzo mancante della maxi inchiesta sul Mose, scrive l'Espresso.
Le tangenti per almeno 25 milioni distribuite dalle aziende del consorzio Venezia Nuova hanno infatti arricchito politici del Partito Democratico e di Forza Italia. La Lega ne risulta del tutto estranea, come ha rivendicato il governatore Zaia. Si scopre però che l'ex cassiere Belsito e il suo consulente Stefano Bonet hanno accusato proprio i big veneti del Carroccio, in particolare il sindaco di Verona Flavio Tosi e l'ex primo cittadino di Treviso Giancarlo Gobbo, di aver quantomeno avallato un sistema di finanziamento parallelo ed esclusivo, un giro di soldi gestito da faccendieri ed ex parlamentari leghisti come Enrico Cavaliere, deputato dal 94 al 2000, poi presidente del Consiglio regionale Veneto fino al 2005, quindi condannato in primo grado per la bancarotta di un fallimentare progetto edilizio da 2.300 appartamenti in Croazia. O come Stefano Lombardelli, ex dirigente ligure di Fincantieri, di cui Belsito era consigliere di amministrazione, fuggito in Libia e latitante da più di un anno. Alla base della nuova inchiesta ci sono le confessioni dei primi arrestati. Belsito è il faccendiere genovese che fu nominato tesoriere della Lega. Nell'aprile 2012 aveva ammesso d'aver gestito anni di ruberie private sui finanziamenti al partito. Ora, nell'atto d'accusa del suo primo processo, Belsito è imputato di avere intascato 2.401.000 euro e di aver dirottato altri fondi pubblici per pagare spese personali di bossi dei figli e della sindacalista Rosi Mauro. Quel gran pezzo di storia padana sul piano politico si è chiuso col sofferto passaggio del Carroccio nelle mani dell'ex ministro Maroni, oggi governatore lombardo, e dei suoi alleati, decisi a spazzar via l'era dei rimborsi truffa, scongiurando anche il pericolo che la Lega dovesse restituire milioni di contributi elettorali ritenuti irregolari. Belsito si era tradito tra il 28 e il 30 dicembre 2011 quando cercò di trasferire 5,7 milioni di euro a Cipro e in Tanzania, dove però la banca africana rifiutò i soldi del partito segnalando sospetto riciclaggio di tangenti. Come spalla finanziaria l'ex tesoriere si era affidato a un consulente veneto, Stefano Bonet, poi arrestato con lui. Bonet è il titolare di una società chiamata Polare, nella quale peraltro era stato con cariche sociali di vertice anche il citato Enrico Cavaliere. Bonet è il titolare di questa società Polare che è riuscito a far accreditare come organismo di ricerca, una ditta privata che, grazie a una favolosa legge italiana, può certificare le innovazioni industriali e far ottenere ad altre aziende crediti di imposta. Secondo i magistrati, Polare avrebbe emesso fatture false per 18 milioni di euro a favore della Siram, la multinazionale francese dell'energia di cui sopra, che con quelle triangolazioni avrebbe abbattuto le tasse da pagare in Italia. La nuova indagine, scrive Paolo Biondani sull'Espresso, nasce dai documenti e archivi informatici sequestrati nel 2013 nelle sedi della Siram, della Polare e di altre ditte venete. Il primo a parlare di presunti rapporti illeciti tra la Lega e Siram, o meglio tra Belsito e quel gruppo e Siram, ma soltanto dopo l'arresto e quelle perquisizioni a sorpresa, è proprio Belsito. Bonet e Lombardelli mi dissero che la Lega del Veneto aveva chiesto denari da versare a una società di Cavaliere e del suo socio Claudio Giorgio Boni come percentuale dei guadagni della Siram. Fui io a transare l'importo finale, ho trattato personalmente con Boni, che mi disse che Cavaliere aveva avuto l'ok da Tosi a chiudere per 1 milione. Boni mi assicurò più volte che lui e Cavaliere agivano per conto del sindaco di Verona. Così Belsito, che sostiene che nella Lega, almeno fino al 2011, sarebbero esistiti 2 livelli di finanziamento illecito locale e nazionale, come succedeva nei partiti Prima Repubblica. Il tesoriere doveva rivolgersi ai vertici per capire a chi spettassero i soldi della Siram. L'autorizzazione a chiudere a 1 milione l'ho avuta direttamente da Bossi, che mi disse che era roba dei veneti, dichiara Belsito, che aggiunge: ne parlai anche con Gobbo e Zaia che non fecero commento, mentre Calderoli mi disse di star tranquillo e non fare denuncia. Nel settembre 2013, dopo 3 mesi di carcere, anche Stefano Bonet vuota il sacco e aggiunge: l'ex onorevole Cavaliere e il suo socio ligure, Boni, erano importanti procacciatori d'affari per la Siram. Nel 2010 pretendevano 2 milioni dalla mia Polare. Fu la Siram ad accollarsi anche questa loro pretesa per non compromettere i rapporti con la politica e i propri interessi nella sanità in Veneto.
Cavaliere infatti era legato al sindaco Tosi e si occupava dei finanziamenti. Questo mi fu riferito dagli stessi Cavaliere e Boni di fronte a dirigenti della Siram. Fin qui sono soltanto parole di due arrestati, precisa l'Espresso, che in teoria potrebbero anche aver tramato false manovre per screditare quei leghisti puliti che li avevano già scaricati. I documenti sequestrati dalla Guardia di Finanza però confermano che Cavaliere ha effettivamente incassato €500.000 più IVA e il suo socio Boni altri 350.000, sempre netti. Nel novembre 2013, quando viene indagato e perquisito per quei bonifici, l'ex onorevole Cavaliere accusa i PM di aver fatto un gravissimo errore. Cavaliere e Boni giurano di aver fornito vere consulenze alla Polare, per cui quel milione lordo sarebbe semplicemente una loro regolarissima liquidazione. Il problema è che la società di Bonet aveva appena ricevuto esattamente gli stessi soldi dalla Siram. Conclusione dei PM, la multinazionale francese ha usato la ditta di Bonet per pagare con una triangolazione, senza comparire direttamente, quei due procacciatori d'appalti legati alla politica, cioè Enrico Cavaliere e Claudio Giorgio Boni, il suo socio ligure. Nelle sue confessioni Bonet aggiunge che la Siram non poteva dire no alla Lega perché non voleva perdere due appalti colossali con la sanità veneta. A questo punto rivela di aver partecipato a un incontro nel municipio di Treviso. Oltre a me, dice Bonet, erano presenti due dirigenti della Siram e per la Lega Giampaolo Gobbo, allora sindaco, Lombardelli e Belsito. Lombardelli alla fine rimase solo con il sindaco. Lombardelli è questo Stefano Lombardelli, ex dirigente di Fincantieri, fuggito in Libia latitante da un anno. Lombardelli rimase solo col sindaco, Gobbo, e dopo l'incontro mi disse che era stata già concordata la somma di 5 milioni di euro per pagare la politica, segnatamente Gobbo, perché a Treviso non si muove nulla se la Lega non vuole. Queste le parole di Bonet. Ma se gli appalti sanitari li assegnano i tecnici delle ASL, si domanda il giornalista dell'Espresso, che bisogno avevano i manager di un'azienda privata di incontrare i politici di Treviso insieme ai tesorieri e ai faccendieri intorno alla Lega? L'unica certezza per ora è che la Siram, proprio nel 2011, dopo una tornata di gare costellate di irregolarità e durate 3 anni, ha vinto davvero 2 maxiappalti decennali per le forniture di calore agli ospedali veneti. La SL di Treviso si è impegnata a versarle 260 milioni, quella di Venezia 241. Bonet, negli interrogatori in carcere, precisa di poter parlare solo di quell'incontro preparatorio. Giura di non sapere se i presunti 5 milioni li abbia poi incassati veramente Gobbo, oppure Lombardelli, che voleva il suo 5%, o magari altri. Alla fine del 2011, infatti, i dirigenti italiani della Siram hanno escluso Bonet dai rapporti con i politici, spiegandogli però che al suo posto sarebbe subentrata un'altra società di consulenza. Forse è una coincidenza, forse no. Fatto sta che nello stesso periodo, conclude Biondani, la Siram e altre grandi aziende interessate a vincere appalti, soprattutto in Veneto e Liguria, hanno versato molti altri soldi a un nuovo organismo di ricerca chiamato CARE, fondato proprio da Enrico Cavaliere e Claudio Giorgio Boni, che nel frattempo incassavano ricchissime consulenze anche tramite le loro società Matco, Leb e Archimedia, consulenze molto singolari, tariffe del 3% che le aziende private pagano solo in caso di effettiva aggiudicazione di appalti pubblici. Nonostante le ricadute dello scandalo Belsito e l'iscrizione tra gli indagati per l'affare Bonet-Siram, l'ex onorevole Cavaliere resta molto amico del sindaco Tosi, almeno per ora, e conserva ottimi agganci con i vertici del suo partito, tanto da figurare ancora all'inizio 2014 nel collegio Probiviri della Liga Veneta. Così scrive l'Espresso oggi. Da qui l'articolo che poi è stato ripreso da Libero. Zaia è tirato in ballo, anche qui come nel caso particolare Zaia è tirato in ballo, come abbiamo detto poi e come riporta correttamente Libero, Tosi non ci sta e ieri ha scritto al Settimanale spiegando di voler querelare Belsito, mentre è già stato querelato Belsito da Luca Zaia, il quale viene citato in questo passaggio di Belsito. Ne parlai con Gobbo e Zaia che non fecero alcun commento e Zaia ha ribadito la sua totale estraneità a questa vicenda raccontata da Belsito. Questo per la cronaca, chiudiamo l'Espresso e poi torniamo agli altri quotidiani di oggi.
Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Paolo, ho trovato l'asilo che cercavo. Una bella sede col giardino. Il personale mi dà fiducia. Serena starà benissimo. E costa come gli altri. L'importante è il benessere e la sicurezza della nostra bambina. L'Albero dei Bambini. Asilo nido e scuola dell'infanzia paritaria a Varese. Dal 9 giugno campi estivi anche per gli esterni. L'Albero dei Bambini. Per un'infanzia naturale. 0332 820 800. L'alberodeibambini.it. Anche su Facebook. Ehi, ascoltatore di Radio Padania! Il sondaggio telefonico Eurisco per conoscere quanti sono gli ascoltatori di Radio Padania prosegue. Se riceverai una telefonata che ti chiede che radio ascolti, mi raccomando, rispondi Radio Padania Libera. Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare la tua attività? Cogefim da 30 anni opera con successo nelle intermediazioni commerciali, artigianali, industriali in Italia e all'estero. Vendere, acquistare un'azienda è una scelta importante. Chiamaci 02 32 72 448 o visita il sito cogefim.com. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Dormire bene è importante. Alla Mondoflex, rete con alzata motore, materasso anatomico e cuscino in memory a soli 580 €. Venite a trovarmi, vi aspetto! Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Ci sono momenti nella vita dove serve una buona parola, un giusto consiglio, un suggerimento che aiuti a far restare i tuoi cari sempre con te. Onoranze Funebri D'Antoni, con la massima competenza e professionalità, garantisce un attento e scrupoloso servizio, a prezzi davvero amico. Servizio completo a 1.386 €, escluse spese comunali. Inoltre, disbrigo pratiche amministrative. Onoranze Funebri D'Antoni, sedi a Milano e Interland. Info 800 910 217. onoranzefunebridantoni.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Mi raccomando, compriamo italiano, mai come adesso è importante. Cose buone dal territorio. Andate da Acerbis. Ciao Alberto. Ciao Sammy, buongiorno a tutta la famiglia di Radio Padania Libera. Allora, la promozione di oggi è da leccarci le orecchie. State bene attenti perché è talmente bella che sembra non sia vera. Allora, con 65 € portiamo sull'uscio di casa vostra 6 bottiglie da litro di olio italiano estratto a freddo Acerbis, ok? Con 10 € in più vi diamo una padella in pietra della Ballerini, un'azienda totalmente italiana che mi dicono che poco tempo fa ha anche assunto dei dipendenti, ok, italianissima, del valore di 30 €. Non è finita, ma alle prime 20 telefonate anche una tovaglia da 6 posti, cotone bergamasco, fattura fatta a Brescia del valore di 19-20 €. Fate voi le somme, siamo intorno ai 115 €. 75 € tutto compreso chiamando il numero, occhio, 030 68 40 408. Per difendere i prodotti nostri bisogna però capire Ragazzi, questa è un'occasione da prendere veramente al volo. Alberto, ricorda ancora il numero. 030 68 40 408. Torniamo allora alle prime pagine dei giornali con Il Giornale. Sinistra in tilt, mutilamento nel PD, 14 senatori si autosospendono dal gruppo, rese dei conti con Renzi.
E poi Mose, Mazzetta Rossa ha trionfato, 1 milione ai democratici. Dal verbale di Orsoni, il sindaco di Venezia, emerge il sistema delle tangenti democratiche, scrive Stefano Zurlo. Finanziamenti illeciti dal Consorzio Venezia Nuova per la campagna elettorale nelle casse del partito in Veneto. I nomi dei mandanti: Mognato, Marchese, Zoggia. Gestivano loro, ha detto Orsoni, mi hanno costretto. Ma poi in primo piano anche la Camera dei Deputati e dei Privilegi. I dipendenti della Boldrini guadagnano più di Giorgio Napolitano. Ben 104 tra documentaristi tecnici e consiglieri sorpassano il tetto dei 238.000 euro all'anno. L'articolo di Fabrizio De Feo: alla Camera 104 dipendenti guadagnano più di Re Giorgio. Documentaristi tecnici, ragionieri, consiglieri parlamentari superano il tetto agli stipendi di 238.000 euro lordi all'anno imposto dal governo. È l'Eldorado della Camera dei Deputati. Il giardino incantato delle sontuose retribuzioni di Montecitorio ha assunto nell'immaginario connotazioni mitologiche, ma la realtà supera la fantasia, scrive il giornale. Spulciando il quadro delle retribuzioni dei dipendenti, ci si rende conto che i titoli e le iperboli giornalistiche descrivono solo per difetto i contorni di una vera e propria realtà parallela, lontana dal resto del pubblico impiego. All'ombra di Montecitorio e Palazzo Madama dimora un esercito di lavoratori che può godere di ricchissimi trattamenti, dipendenti con le qualifiche più disparate. Alla Camera ci sono 104 persone con stipendi superiori a quelli di Re Giorgio Napolitano. Poi ancora in prima pagina sul giornale: scorda 2 persone agli arresti, ma il giudice non va punito. Ha lasciato 2 persone agli arresti domiciliari per 56 giorni, punito dal CSM col trasferimento. Un magistrato ha fatto ricorso in Cassazione e ha ottenuto un'incredibile e vergognosa vittoria, scrive Luca Fazzo. Per la Corte Suprema il trasferimento è una pena troppo afflittiva e il magistrato responsabile non la merita. La casta difende se stessa. Poi il commento di Vittorio Feltri, in prima pagina sul giornale, sui giovani, forse più istruiti, ma di sicuro più inadeguati. I giovani meglio di noi vecchi? Forse, ma non siamo scemi. Lo studio statistico smentito dalla realtà. Secondo l'Ocse, padri e nonni sono più ignoranti di figli e nipoti, ma le nuove generazioni sono solo supponenti, credono di aver già capito il senso della vita, scrive Vittorio Feltri. E chiude la prima pagina del giornale l'articolo di Cristiano Gatti sui pregiudizi sfatati. Se le magliette del Napoli sono taroccate a Bergamo, indagati 2 fratelli della Val Calepio riproducevano perfettamente le magliette del calcio di Napoli. Stereotipo ribaltato, sorpresa. L'eccezione conferma la regola, dice il proverbio, no? Mentre sempre dal giornale a pagina 2 l'intervento di Francesco Forte: solo le grandi opere fanno crescere il paese, a margine delle tangenti Mose. E a pagina 5 invece vacanze e nightclub gratis, così si vendeva l'ufficiale della Guardia di Finanza. Le carte dell'inchiesta di Napoli sulla Guardia di Finanza raccontate da Carmine Spadafora. Gli imprenditori che avrebbero versato le tangenti al colonnello Mendella raccontano di regali per evitare i controlli. Gli abbiamo pagato il soggiorno a Porto Rotondo. E l'interrogatorio segretato di Scajola finisce online. Proteste per la fuga di notizie. Un audio dell'ex ministro che dice: mai fatto affari con i Matacena e sulla casa, quella a sua insaputa, combinai un gran casino. Vediamo però anche la prima pagina dell'Unità. Scontro nel PD, Renzi dice no ai veti. Un brutto spettacolo è il commento in prima pagina, non firmato perché in questi giorni i giornalisti dell'Unità protestano per le cose che abbiamo detto prima. Stavolta il PD ha offerto un brutto spettacolo, è il commento in prima pagina sull'Unità. Il problema non è il dissenso, il PD non può che essere partito plurale, se no tradirebbe la sua natura. Il problema non è neanche la sostituzione di un senatore in commissione. Nessuna libertà costituzionale è stata violata, un gruppo parlamentare ha il diritto di intervenire nella formazione della legge prima che l'Aula si pronunci, scrive l'Unità in prima pagina. Il vero problema è che questo nuovo Senato, il commento è non firmato però è dell'ex direttore, questo nuovo Senato non riesce a uscire dalle nebbie, le lacune, le contraddizioni non hanno trovato soluzioni convincenti. Questo scontro interno al PD si consuma mentre restano indeterminati il contesto istituzionale e le intese politiche.
Intanto il web grillino sceglie lo xenofobo Farage, titola l'Unità, sul blog 23.000 voti su 29.000 per l'alleanza col populista inglese che esulta e parla di Dream Team, un team da favola, da sogno. Grillo aveva escluso dalle votazioni l'opzione di stare coi Verdi. Poi c'è il caso Unità. Il comunicato dell'editore si è svolto a Roma all'assemblea dei soci della società NIE, editrice del quotidiano L'Unità, che ha nominato un collegio di liquidatori, il professore Emanuele Dinnella, titolare dello studio omonimo a Roma, da oltre 30 anni opera in ambito societario, e il dottor Franco Carlo Papa, scrive l'editore dell'Unità. Il mandato affidato ai liquidatori, scrive Matteo Fago, amministratore della società editoriale dell'Unità, è quello di massimizzare il valore degli asset. E a tal proposito Fago cita se stesso e la dichiarazione rilasciata a questo proposito. Risale a 1 anno e mezzo fa il mio ingresso nel capitale della NIE come azionista sostenitore dapprima per evitare la chiusura e poi come socio di maggioranza a seguito di continue emergenze finanziarie. In tutto questo tempo, nonostante i diversi progetti messi in campo, ho assistito al defilarsi degli altri attori e soci di questa impresa, denuncia Fago. Mi sono trovato da solo a sobbarcarmi responsabilità finanziarie e politiche oggi non più sostenibili. Lo stato patrimoniale, finanziario e gestionale del giornale era ed è molto grave. Era necessario prendere una decisione difficile di fronte a una situazione insostenibile, fallimento della società e chiusura dell'Unità, oppure cercare soluzione finanziaria e organizzativa che permetta al giornale di continuare a esistere, per non disperdere un patrimonio che da 90 anni presidia gli interessi e i valori dei lavoratori e delle classi meno agiate. Il progetto è che l'Unità non muoia, continui a esistere e si sviluppi su solide basi finanziarie, imprenditoriali e gestionali, per esprimere le potenzialità ancora inespresse di questa storica testata. È mio intendimento, scrive l'amministratore uscente Fago, riportare l'Unità a essere il punto di riferimento della sinistra italiana, nelle sue diverse componenti. Sono convinto che un serio progetto editoriale, accompagnato da un preciso piano industriale e finanziario e da una nuova squadra alla guida dell'azienda, possa superare una crisi drammatica e trovare nel suo percorso alleati interessati a mantenere in vita la testata fondamentale per il pluralismo culturale e politico in Italia. Per arrivare a questo è indispensabile separare le sorti della vecchia società editrice, la NIE, dal futuro del quotidiano. La liquidazione della NIE rappresenta un passaggio inevitabile per uscire da una crisi altrimenti irreversibile. Ribadisco, conclude Matteo Fago, l'amministratore dell'Unità, che questa scelta non va intesa come chiusura del giornale, ma il suo contrario. È necessario un nuovo inizio imprenditoriale, editoriale, ideale. I giornalisti, il comitato di redazione, si rivolgono a loro volta ai lettori. Una proprietà che decide la messa in liquidazione della società editrice dell'Unità, senza degnarsi di darne comunicazione alle rappresentanze sindacali e ai lavoratori, che da mesi si battono per garantire un futuro al vostro e nostro giornale in difesa dei diritti e dei posti di lavoro di giornalisti e poligrafici, è un comportamento inaudito e inaccettabile da padroni delle ferriere. Prendiamo atto del comunicato che la società ha deciso di rendere pubblico e delle dichiarazioni dell'azionista Matteo Fago. Si tratta, scrivono i giornalisti dell'Unità, di un modo di procedere senza precedenti, una gravissima violazione degli elementari principi di relazione sindacale. Quanto al merito, non c'è alcuna garanzia sul mantenimento degli impegni che Fago aveva assunto con la redazione. Mancano certezze sulla continuità delle pubblicazioni. Lo sciopero delle firme prosegue. È convocata per oggi un'assemblea straordinaria dei giornalisti per decidere nuove iniziative di lotta. Infine, dall'Unità, pagina 6, ci sono 2 numeri che riguardano la regione Calabria, il quasi unplane della Calabria, indagati 50 eletti su 57 totali. Per legge i consiglieri dovrebbero ridursi a 30. Pochi giorni fa una norma regionale ad hoc ha fatto risalire il numero a 37. L'ultimo ad aggiungersi l'assessore all'agricoltura Trematerra, figlio di Gino, il RAS locale dell'UDC di Casini, Trematerra Junior. Micheluccio qualche giorno fa è stato sentito dal PM Pierpaolo Bruni dell'antimafia catanzarese con l'accusa di aver favorito la cosca Lanzino di Cosenza e i sodali del clan Rom degli abruzzesi di Acri ad accaparrarsi tutti gli appalti nella Sila per la spalatura della neve e il disboscamento. Robetta, scrive l'Unità. Trematerra non è l'eccezione. Tra indagati inquisiti segnalati all'antimafia, condannati in primo grado in via definitiva,
I consiglieri regionali calabresi in carica dal marzo 2010 che hanno avuto noie con la giustizia sono 50 su 57. La lista è lunga, nomi eccellenti, dal dimissionando governatore Scopelliti, condannato a 6 anni per falso in atto pubblico per la gestione del comune di cui era sindaco, Reggio Calabria, all'attuale deputato Caridi, ex assessore regionale, che colleziona una convocazione in procura per sospetto abuso dei fondi regionali per la politica ed è stato stoppato sulla soglia della commissione antimafia da un'informativa dell'antimafia di Genova che sollevava il sospetto che avesse chiesto appoggio ai clan di emigrati calabresi a Ventimiglia per ottenere voti nei loro paesini di provenienza. Stiamo parlando di un record nella storia della Repubblica, 50 consiglieri calabresi con problemi con la giustizia su 56 in servizio, 50 eletti più 7 ripescati perché subentrati. Ora i tagli operati dal governo Monti hanno imposto un tetto di 30 consiglieri per i 2 milioni di calabresi, ma sulla carta, perché il parlamentino locale qualche giorno fa si è autovotato una legge elettorale per essere comunque in 37, cioè 30 più i posti liberati da governatore e 6 assessori. Stipendio da 8.000 euro al mese. Va ricordato come ogni cittadino sotto indagine sia innocente fino alla Cassazione, scrive l'Unità. I 44 indagati dal procuratore di Reggio Calabria Sperlazza, che ha convocato ex consiglieri, capigruppo, amministratori dei fondi consiliari a rispondere di come hanno speso il budget destinato alle attività politiche, sapranno dare spiegazioni e dire che proprio appena un anno fa, dopo una prima inchiesta in procura, i consiglieri si erano dati norme rigorosissime per i fondi. Dall'Unità andiamo al Foglio. Il Foglio è il primo degli editoriali dedicato al caso Mose. Il carcere preventivo genera mostri. Nelle cronache delle vicende giudiziarie legate all'inchiesta Mose di Venezia si può leggere che la procura e i giudici delle indagini preliminari hanno premiato qualche indagato concedendo gli arresti domiciliari e poi la remissione in libertà perché avevano mostrato volontà di collaborare. Ad altri questi benefici sono stati negati per la ragione opposta. È quasi diventato luogo comune. Le misure carcerarie servono per indurre gli indagati a non avvalersi del loro diritto costituzionale a non fare dichiarazioni. Non c'è alcuna base giuridica per questo comportamento vessatorio che confina con la tortura. Infliggere una pena a chi non è stato condannato al fine di costringerlo a confessare e denunciare altri è contrario alle garanzie previste dal Codice di procedura penale, che prevede un'eccezione controversa solo per i reati di criminalità organizzata, per favorire il cosiddetto pentimento. Quel che fa impressione, scrive il Foglio, non è che si continui a operare in modo disinvolto nella collusione magistratura inquirente e giudicante, ma che ormai non si cerchi più nemmeno di nascondere questo uso abnorme della carcerazione preventiva, ma lo si dichiari spudoratamente, come se la prassi incostituzionale seguita per anno soprattutto dalle procure politicizzate fosse diventata norma. Il Manifesto, il quotidiano comunista, apre con l'editto cinese di Renzi, che dalla Cina si sente unto dal popolo, scrive il Manifesto, e chiude la bocca ai senatori contrari sulla sua riforma del Senato. Lepurato Mineo e altri si autosospendono, in tutto 14. Poi abbiamo l'apertura del Sole 24 Ore, con la quale concludiamo. La Tasi senza detrazioni in un comune su 2, Tasi quindi più pesante per molti contribuenti. Le detrazioni vengono previste solo in un comune su 2 e se si guarda solo agli enti in cui la prima casa è chiamata alla cassa, il tasso di assenza di detrazioni arriva al 58%. In questi casi il nuovo tributo, la Tasi, per la prima casa, la casa di abitazione, sarà più caro dell'IMU 2012, soprattutto per le case di valore più basso, quando si dice la giustizia sociale. Più povero sei, meno vale la tua casa, più paghi. Intanto il governo ribadisce la linea soft sugli errori, niente sanzioni e interessi per chi sbaglia a causa della babele di aliquote e di scadenze. Pagina 10 poi del Sole 24 Ore abbiamo gli articoli sul caso Mose, in particolare sul sindaco di Venezia Orsoni, che spiega il triangolo dei fondi neri. Il reperimento delle risorse del PD avveniva tramite la società Clea con false fatturazioni. Il sindaco, rimesso ieri in libertà, svela agli inquirenti il finanziamento della campagna 2009. Il ruolo del cassiere Marchese, il tesoriere del PD Veneto, poi consigliere regionale,
Secondo l'accusa è l'uomo che gestisce il denaro del partito a livello locale ricoprendo più incarichi politici. Sono pulito, gestiva il partito, ha detto Orsoni. Poi c'è Davide Zoggia nel racconto di Mariano Maugeri, signore delle tessere, ascesa e declino dell'esponente del PD al centro della politica veneziana. Davide Zoggia prima diventa assessore, poi presidente della Commissione Lavori Pubblici, poi approda a Roma come capo degli enti locali e dell'organizzazione e infine è eletto parlamentare. Il sindaco Orsoni, come Pinocchio con Lucignolo, scarica i cattivi consiglieri del PD, scrive Mariano Maugeri. Furono loro a mandarmi da Mazzacurati. Pentimento, ravvedimento, rito abbreviato, nuova candidatura alle prossime comunali. Venezia è così. Non impara mai dagli errori, scrive Maugeri. All'indice di Orsoni, che solo grazie alla mediazione del patriarca Angelo Scola optò per la candidatura col centro-sinistra, ora c'è la banda dei 4 all'indice di Orsoni. Scola, tra l'altro, la sua fondazione Marciano è stata finanziata a 100.000 all'anno dal consorzio Venezia Nuova. I furbetti della Riviera del Brenta, il maestro elementare Renato Morandina, già condannato per Tangentopoli, Lino Brentan, il docente delle tangenti rosse con cattedra di amministratore delegato alla autostrada Padova-Venezia, 4 anni in primo grado e di nuovo ai domiciliari. Alleati agli skipper del muretto di Jesolo, Gianpietro Marchese e Davide Zoggia. Marchese, il cassiere del PD provinciale, pure lui in manette. Zoggia che salpa con Bersani, lancia la cima a Cooperlo e ora cerca di approdare a Renzi. Gli uomini di mare sono così, va dove li porta il vento. E Davide Zoggia è uno che annusa con giorni di anticipo. La sua storia è quella di un uomo che freudianamente non ha mai ucciso i padri, Morandina e Brentan. Il primo, Morandina, incassa nel 93 una maxi tangente da 200 milioni, il secondo si inventa il frazionamento degli appalti della Venezia-Padova, l'autostrada più corta d'Italia, neanche 22 chilometri, per aggirare l'obbligo delle gare. Vuoi lavorare, dice alle aziende? Paga. Le imprese vuotano il sacco e per Brentan, che si era fatto le ossa da assessore provinciale ai lavori pubblici, si spalancano le porte del carcere. Gente sveglia. L'allievo, amico e successore di Brentan alla provincia è Davide Zoggia, che studia da presidente, fa qualche mandato da assessore al personale e ai lavori pubblici e poi appunto diventa presidente della provincia. Promette e assume. Le partecipate della provincia, così come quelle del comune di Venezia, sono un caso da manuale di statalismo esasperato. Infine guardiamo anche Italia Oggi, abbiamo 2 minuti, redditometro pieno di errori, sono partite le prime 20.000 lettere ai contribuenti, moltissime, fino al 50% secondo alcune stime, contengono dati errati o incompleti, saranno perciò annullate. Le lettere sul redditometro rischiano il flop, sono piene di errori per informazioni non corrette o non aggiornate contenute nelle banche dati gestite dalla SOGEI, l'archivio informatico dello Stato. Così le comunicazioni inviate tra aprile e maggio a circa 20.000 contribuenti stanno rivelando non pochi problemi agli uffici locali delle entrate. Secondo quel che risulta a Italia Oggi, moltissime comunicazioni, forse addirittura un 50%, sono o saranno annullate con l'autotutela. Poi c'è la rubrichina, ma tiriamoci un po' su, si fa per dire, con la rubrichina di prima pagina diritto e rovescio di Italia Oggi. Col caldo, la movida milanese, che è sempre intensissima dal mercoledì al sabato, si è completamente svestita. Le ragazze d'improvviso si mostrano, come se fosse piovuto un ordine da parte di un'autorità suprema che viene obbedita anche senza dover dire nulla, con calzoncini mutande tagliati a livello dell'inguine. Spesso le gambe, sbarazzine e scherzose, sono in contraddizione con un viso quaresimalista. Tutte camminano all'impazzata, anche se non si sa verso dove. L'importante è procedere. Quando sono accompagnate da un ragazzo, costui si trascina un passo indietro come se fosse una guardia del corpo. Infatti è sempre zitto e ha lo sguardo appannato dalla noia. Ho visto una ragazzina sui 20 anni con in mano un bicchierone di birra e nell'altra una sigaretta accesa. Coi suoi labbroni canottati rosso fuoco succhiava dal bicchiere e aspirava dalla sigaretta, alternativamente freneticamente. Nemmeno Federico Fellini, che di mascheroni ne ha inventati un sacco, è arrivato a tanto. Questo palpaio con l'articolo di Feltri sul giornale sui giovani. Poi c'è una notizietta, così tanto per chiudere, perché visto che ormai è una favolina per i bambini cretini,
Non c'è danno, non c'è evasione, le sanzioni da pagare quelle sì. Di cosa parliamo? Udite, udite, dei 98 miliardi di euro evasi dai concessionari delle slot machine. Ne parla Sergio Luciano, le videolotterie e i colpi di sole della Corte dei Conti. Ma vi tengo in sospeso perché sono le 9.30, ne parliamo dopo. Buona mattina, se fa per di, a tutti da Giulio Cainarca. Per una casa